Benvenuti all'assemblea del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona. Oggi intervisteremo 4 persone con 4 ruoli differenti che fanno parte di 4 generazioni diverse, a cui porremo delle domande. Nome: Cristina Corradini. Amedeo Cazzini. Daniela Cavanna. Giovanni. Come hai scelto di fare questo lavoro? Io amo le sfide ed i numeri. Fin da piccolo ero affascinato dalla scienza e dalla tecnica. Fin da piccola dicevo che avrei fatto la maestra. Sono sempre stato interessato allo studio delle lingue. Di cosa hai paura e cosa ti spaventa? Temo che i giovanissimi siano troppo attratti e condizionati dai falsi miti della rete. Sicuramente questo clima instabile a livello mondiale dà molta preoccupazione. Arrivata alla mia età non mi spaventa praticamente quasi più niente. E credo di aver paura di non riuscire a ricoprire un ruolo che mi viene affidato semplicemente perché non ne sono in grado. Quando pensi al futuro, quali sono le 3 parole che ti vengono in mente? Direi responsabilità, rispetto e sostenibilità. Spazio, green e legami. Curiosità, sostenibilità e tecnologia. Opportunità, sfide e benessere economico. Dimmi le 3 competenze chiave che servono per affrontare il futuro. Allora, sicuramente visione strategica, capacità di adattamento e molta concretezza. Adattabilità, resilienza e intraprendenza. Preparazione, pianificazione e pazienza. Conoscenza, flessibilità e intraprendenza. Credi sia difficile collaborare con persone di generazioni diverse? Assolutamente no. Saper coesistere bene sarà una delle sfide che la nostra società dovrà affrontare nell'immediato futuro. No, anzi, al contrario, credo che possa essere molto stimolante. No, non lo credo, anzi credo che sia stimolante da entrambe le parti. In conclusione, secondo te il futuro ci pone davvero dei limiti? Per rispondere a questa domanda dovremmo organizzare qualcosa di grande per parlarne e confrontarci tutti insieme. E direi che qualcosa di grande e di importante lo hanno organizzato. Benvenute e benvenuti all'assemblea di Confindustria Giovani Imprenditori Verona. È un'emozione essere qua. Io sono Lucio Biondaro. Faccio il divulgatore scientifico, mi occupo di materie STEM, faccio parte del gruppo giovani da oltre 10 anni, quindi ho una certa carriera all'interno di Confindustria Giovani Imprenditori e oggi insomma avremo una giornata molto interessante insieme. Quando qualche mese fa, perché poi un'assemblea è un lavoro di una squadra, di mesi, la Presidente Valentina Gagliardo, la Presidente dei Giovani Imprenditori, mi ha contattato, mi ha detto: sai Lucio, io voglio fare un'assemblea, ma voglio che sia pratica, concreta, decisa, anche scientifica, ovviamente da divulgatore, insomma, diciamo che me l'ha venduta bene e mi ha preso per le corde giuste e ovviamente non potevo essere che d'accordo. Mi è scattata subito una curiosità, una domanda lì per lì, e gli ho detto: perché il tema del futuro? E devo dire che la risposta mi è piaciuta un sacco. La risposta è stata: perché, Lucio, essenzialmente è l'unica cosa che possiamo cambiare. Io credo che questa frase, questa semplice frase, intanto non sia così semplice, ma sia un po' il fil rouge della giornata, e che se oggi riusciamo a portarci a casa anche questo concetto, ma vedrete che saranno anche molti altri quelli che ci portiamo a casa, beh, un pochettino abbiamo vinto. L'idea è quella. E perché? Anzi, che cosa andremo a vedere oggi? Noi oggi su questa frase, su questa logica, andremo a vedere quelli che saranno i profondi, grandi e veloci, dopo vedremo perché è importante anche la parola veloci, cambiamenti nei prossimi 10, 20, 30 e 50 anni, che ci saranno sotto molti punti di vista. Ma è interessante, ok, ma perché questo? Vedete, tutti noi facciamo parte di un grande ecosistema ed è fondamentale per ognuno di noi conoscere come evolverà questo complesso ecosistema, fatto di quelli che saranno i nostri rapporti con la società, i nostri rapporti con l'altro, i nostri rapporti con il mondo del lavoro, con la città, con la mobilità, con la sostenibilità, con il nostro partner o la nostra partner.
E tutto questo, se noi lo conosciamo prima, ed è uno dei temi di oggi, avremo idea di come vedere o costruire i vari futuri, e non uso il plurale non a caso, ma lo approfondiremo dopo, e abbiamo qualche strumento per farlo, beh, questo fa tutta la differenza del mondo. E la farà, soprattutto in futuro, per rimanere in tema. Quando Valentina mi ha parlato un po' dell'assemblea, mi ha detto: guarda Lucio, io voglio quando ho qualcosa da dire, allora farò la mia assemblea. Beh, quell'allora è oggi. Questa frase mi è rimasta impressa e quindi io farei un applauso di avvio ai lavori di oggi e a tutti noi che siamo qui. E per iniziare chiamerei per un primo saluto, chiamerei il presidente di Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto, Marco Dalla Bernardina. Oggi vedrete, avremo tanti presidenti, a Confindustria non mancano, però voglio subito, arrivo Marco, vai. arrivo subito perché vorrei già rompere qualche schema. Di solito quando arriva il presidente arriva vestito bene, e fin qua ci siamo, ok? Fa il suo discorso istituzionale, dice cose belle. No. Allora, noi abbiamo fatto una piccola indagine sul tuo passato, no, sto scherzando. E nel mio armadio. Però, diciamo, io so che tu sei legato tanto ad uno sport, probabilmente ci hai lasciato qualche ginocchio e sicuramente un pezzo di cuore, ma in realtà volevo partire da questo, perché parliamo di futuro, parliamo di sport, ma cosa significa per te questa palla? Allora, tanto buonasera a tutti. Questa palla significa tanto, perché questa palla è entrata nella mia vita quando avevo bene o male l'età di tanti ragazzi che ci sono qua. E per me era probabilmente il periodo più brutto della mia vita. Sì. Io non volevo fare l'imprenditore. Io a 16-17 anni volevo fare lo sportivo, quindi la mia strada era già scelta, poi un grave infortunio mi ha stoppato. E quel giorno mi ricordo che mi dissero che sarei stato fortunato ad andare ancora in bicicletta. Quindi basta sport. Basta sport. E da lì poi mi appassionai a questo sport, decisi, nonostante i medici dicessero il contrario, di provarci. Okay. E sono arrivato a giocare in nazionale italiana, in Serie A, in nazionale italiana, quindi una certa carriera, questo sport diciamo che malato, però è uno sport che mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto. E la prima cosa, ed è anche uno dei messaggi che voglio dare ai ragazzi, è quella di credere in se stessi e che il futuro non lo sbloccheranno mai gli altri per voi. Siete voi che dovete sbloccarlo. È una cosa che dipende solo ed esclusivamente da voi. Una domanda, perché mi incuriosisce. Oggi qua siamo all'Assemblea di Confindustria Giovani Imprenditori, ma è quindi imprenditoria e sport. Che c'entrano? Cosa hanno in comune? Come funziona? Tanto ti ridò la palla così. Grazie. Vai in crisi tu a tenere le due cose in mano. Ah, ok. Grazie per la sfida, ma la metto qua, guarda, io gioco col palco, quindi non è un problema. Nella realtà imprenditoria e sport hanno molte cose in comune. Per primo, essere imprenditore io la sto vivendo come una forma di libertà, perché è un modo di autodeterminare la propria vita. Dipende da te, è la tua vita, decidi tu cosa farne, e lo stesso è lo sport, perché alla fine ogni sportivo è artefice del suo futuro, e quindi questa è la prima cosa. Nell'imprenditoria, ma anche estenderei più al lavoro, come nello sport è fondamentale l'allenamento continuo. Tu se vuoi continuare, ma qua abbiamo il nostro sindaco, lo sa meglio di noi per via di sport, non sei mai arrivato, anzi nel momento più alto che tu raggiungi è il momento in cui ti devi allenare di più, perché vieni giudicato, perché devi competere a un livello più alto. E lo stesso nell'imprenditoria, non sei mai arrivato, vai. Un altro aspetto secondo me importante è che lo sport ti insegna a perdere. Bel tema. Come tanti sportivi sono più le partite che ho perso di quelle che ho vinto, sono più le volte che ho pianto dalla disperazione piuttosto di quelle che ho pianto perché ero felice. Ma lo sport ti insegna a perdere, e nella società di oggi secondo me è fondamentale. È fondamentale perché noi in Italia abbiamo secondo me un bruttissimo retaggio culturale, che perdere, fallire ed essere sconfitti è un problema. Concordo. E in realtà è l'esatto contrario. Perdere, essere sconfitti è la cosa migliore che ti possa capitare, perché se la sai analizzare,
Se sai fare autocritica, sai anche cosa devi migliorare e sai come renderti migliore come persona. E qui mi permetto una cosa un po' off topic. Perdere anche nei rapporti personali non è un problema, ragazzi. Oggi abbiamo una spilletta noi. Perdere nei rapporti personali fa bene perché permette di capire cosa sia sbagliato e cominciare un'altra relazione con una persona avendo già migliorato i nostri errori. Perdere fa bene e probabilmente è quello che ci aiuterà ad essere persone migliori e qua mi prendo in causa ad essere anche uomini migliori. Miglior saluto istituzionale di così credo che non si possa, e quindi che messaggio finale diamo ai ragazzi? Ma il messaggio che vorrei mandare a questi ragazzi è innanzitutto sognate alto, sognate tanto, andate oltre qualsiasi limite vi dicano, applicatevi per il vostro sogno, sbagliate tanto, analizzate perché, miglioratevi e poi ricominciate da capo questo giro. Sognate, applicatevi, sbagliate, miglioratevi, continuare. E così probabilmente tutti questi limiti verranno buttati giù. Grazie mille, grazie mille Marco, ti saluto, grazie. E grazie anche per aver trasferito, oltre che a un messaggio fondamentale, soprattutto in questo momento storico, anche questa passione per lo sport che è la stessa passione che spesso mette l'imprenditoria. Io inizierei a lavorare, a metterci all'opera e inizierei con qualcuno che all'opera sul territorio c'è da diversi decenni e quindi chiamerei con me qui sul palco la direttrice del COSP Verona Est, Anna Chiara Maci, se mi raggiunge. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Grazie di essere con noi. Intanto qualche decennio è il COSP. Esatto, sei tu. So che sei direttrice bene, relativamente da poco, però insomma non volevo darti più anni di quelli che hai, però non sembra carino. Mille, grazie. Ma ascolti, io vado dritto. Cos'è COSP? Cosa fa? Che mestiere fa? Io, Presidente, metto Lucio pratico, Assolutamente. Quindi io rigoroso. Allora, obbedisco. è vero che ci siamo da un po' sul territorio, ci siamo dagli anni 90, 1990, quindi sembra tantissimo, appena 33 anni, quindi siamo giovanissimi. C'è qualcuno in sala che ha un'età che probabilmente pensa che questa età è un po' vecchia. Però fa Lo niente. so, perché Andiamo. 90 fa un po' vecchio. Fa un po' 90, sì, esatto, 90. Esatto. In realtà cosa facciamo? Noi incontriamo gli studenti, quindi le nuove generazioni, incontriamo studenti già dagli 11-12 anni fino ai 18-20 anche più, per incontrarli, a dialogare, parlare di futuro, visto che questo è un po' il tema. Quindi il futuro è un po' il vostro mestiere, in qualche maniera. Sì, perché cerchiamo di aiutarli a rispondere alla grande domanda: cosa farò da grande? Quindi è un dialogo per conoscersi, conoscere attitudini, passioni, competenze e capire come si lega tutto ciò alle scelte che andrò a fare nel tempo, legate proprio ai percorsi scolastico-professionali. E di cosa hanno paura rispetto al futuro? Perché avete anche una responsabilità importante, perché magari si confidano, perché siete magari quell'esperto ma anche estraneo con cui magari la parola Vero. c'è. Non so se confermami No, Lucio, in realtà è sei, proprio no, così. no, però esatto, noi diamo sicuramente delle informazioni adeguate anche rispetto a quella che è l'offerta formativa delle scuole, quindi sicuramente ci sono delle informazioni tecniche, ma nell'incontro noi incontriamo anche le nuove generazioni, li conosciamo, e la paura è proprio un po' quella già accennata nell'ultima generazione quando ci avete fatto vedere i video, un po' la paura di non essere adeguati a quelle che sono le richieste legate al futuro, un po' dire in che modo possiamo conoscerci per rispondere in maniera adeguata un po' alle spinte future, perché questa parola a volte fa un po' paura. Cosa sarà del futuro? Che futuro c'è? Quale futuro sarà quello possibile? Brava, parli del plurale e anzi tra un po' lo vediamo, anzi a brevissimo, perché poi io so che voi con le classi, è uno dei motivi per cui abbiamo detto no, assolutamente dovete venire in questa assemblea, è che avete fatto dei laboratori di futuro. Cosa vuol dire laboratori di futuro? Allora, laboratori in realtà, questo è un tema complesso. Noi incontriamo i giovani ed è per questo che COSP è anche giovane, perché riesce a dialogare con le nuove generazioni. Però sul futuro anche noi abbiamo sentito la necessità di doverci documentare. Quindi siamo andati a conoscere la persona
che davvero sa parlarci di futuro, perché è un tema complesso. Quindi esiste proprio l'esperto oggi nei contenuti Esatto, di futuro, ce l'abbiamo in sala ovviamente. Assolutamente, per questo senso di responsabilità anche noi abbiamo voluto informarci in maniera adeguata. Allora, se tu sei d'accordo, mi accompagni, andiamo a prenderla, così di peso la portiamo su e ci facciamo... È contenta secondo me di Assolutamente, essere intanto qui io con la noi. presento, è Lucia Visentini. Ok, un applauso. Grazie. Grazie Lucia. Ciao Lucia, benvenuta. Io do benvenuti anche se non è casa mia, ma va bene uguale. Ascolta, ma tu mi dicevi che fai l'avvocato, ma non fai l'avvocato, però fai l'avvocato del futuro. E cosa vuol dire sta roba? Fammi capire, facci capire un attimino. Allora, questa sì, effettivamente, dunque, avvocata sì, Ok. avvocata sì, però appunto cercando di scardinare un pochino quello che è lo stereotipo dell'avvocato tradizionale, quello che lancia in resta, parte, liti tra persone, ecco. Ok. L'idea invece che cerco di coltivare con un gruppo di persone con cui stiamo lavorando sul fatto che l'avvocato sia colui o colei che invece cerca di lavorare sulle relazioni tra le persone, per cui in qualche modo prima di arrivare alla lite creiamo tutte le premesse perché questa cosa non accada. Quindi hai a che fare col futuro? Assolutamente sì, perché chiediamo alle persone attraverso un processo che si chiama Conscious Contract, un modello che viene dagli Stati Uniti, di immaginare quale futuro immaginano di costruire insieme, perché vogliono quel contratto, perché vogliono costruire qualcosa insieme e quindi attraverso quello costruiscono il loro processo e anche anticipano la possibilità di risolvere i conflitti in futuro. Ok, ascolta, domanda secca, risposta secca. È un mestiere che esisteva 10 anni fa? No, lo stiamo costruendo adesso. Lo stiamo costruendo, mi piace come risposta. Allora, abbiamo detto prima che avevo tantissimi presidenti, anche tu sei presidente, giusto? Ok, dopo chiederemo in sala se qualcuno non è presidente, ok? No, giusto per essere sicuri, insomma, che non voglio mancare. Io più ne ho più il mio CV in sale. Certo. Allora, volevo capire di cosa sei presidente, ma soprattutto cosa c'entra con con il futuro e con i famosi laboratori di cui parlavamo prima. Sì, allora anch'io appunto presidente, indegna presidente, dico sempre, di un'associazione veronese che si chiama Verso, Verona Sostenibile. Nel nome ovviamente abbiamo già la nostra mission, quindi portare i temi di sostenibilità nel nostro territorio e lo facciamo appunto con i metodi di futuro. Difatti il motivo per cui io mi sono avvicinata ai Future Studies è stato proprio quello di ragionare di come costruire un futuro sostenibile a Verona e come portare le persone a questo cambiamento. E da lì è nato questo amore per i studi di futuro. Fantastico, bella, insomma, la stessa passione che abbiamo visto prima con Marco. Ascolta, io so che quindi di questi laboratori tu hai preparato un po' di risultati, di cose, di tools, come ce li siamo detti al telefono, e quindi io ti lascerei il palco, ma soprattutto la platea, per raccontarci un po' di strumenti e tutto quanto. Insomma. Grazie a te intanto per il tuo contributo. Benissimo. Allora sì, io cercherò in breve tempo di raccontarvi quello che è successo nei laboratori che abbiamo fatto con ragazzi e ragazze nello scorso anno scolastico. Abbiamo incontrato 8 classi in scuole superiori, soprattutto gli ultimi anni, sia di professionali che tecniche che licei, quindi un mondo molto variegato, cercando di portare il tema dei futuri appunto. Ha lavorato con me Elisa Conforto, che insomma sono felicissima di presentare, e l'idea è stata quella di provare ad esplorare i futuri per modellare il presente. Cioè l'idea di aprire scenari di futuro non è tanto perché vogliamo avere la palla di cristallo e conoscere prima quello che accadrà, ma perché ovviamente abbiamo voglia di lavorare sul presente. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto provando ad immaginarci su un drone e quindi in qualche modo ad alzarci e a cambiare la nostra prospettiva. Per dirvi che cosa intendiamo con questo concetto di cambiare prospettiva, utilizzo alcune righe di Carlo Rovelli, che è un fisico teorico veronese, peraltro, che ha scritto questo libro Buchi Bianchi. Lui ha teorizzato l'esistenza dei buchi bianchi dopo che sono stati dimostrati l'esistenza dei buchi neri, e ci parla di un Anassimandro, uno studioso del VI secolo a.C., che viene ricordato come colui che si è inventato le carte geografiche. Lui dice: una carta geografica è l'immagine di una vasta area, come apparirebbe se volassimo più in alto delle aquile. In millenni di civiltà, viaggi e commerci, nessuno ci aveva ancora pensato. Non era un salto facile. Siamo abituati a vedere la Terra da vicino. Chi l'aveva mai vista da così in alto? Identificarsi in un'aquila, chiedersi cosa vedremmo da una grande altezza. Questo è cambiare prospettiva.
Anassimandro ha avuto immaginazione sufficiente per questo e ha avuto immaginazione sufficiente per chiedersi come possa apparire la Terra da un'altezza immensa. È stato il primo a intuire come Armstrong e Collins avrebbero visto la Terra dalla Luna. Ecco, questa citazione mi piace moltissimo perché dà proprio l'idea di in che maniera cambiamo prospettiva. Dobbiamo fare dei salti di immaginazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare appunto con i ragazzi in questo percorso. Partendo da una prima domanda, un pochino Lucio me l'ha bruciata, cioè ma esiste il futuro? La risposta è non esiste il futuro, perché esistono i futuri, sempre al plurale. E questo perché se noi ci guardiamo attorno, insomma, c'è un presente, qui oggi, in questo momento, in cui voi siete seduti là ad ascoltarmi di vostro malgrado, c'è un passato, quello che abbiamo fatto poco prima di arrivare qui, che abbiamo fatto ieri a ritroso, ma i futuri sono quelli che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, a seconda del passo che noi diamo. Per cui futuri sempre al plurale. E come si esplorano questi futuri? Si esplorano con alcuni strumenti. Uno di quelli che abbiamo utilizzato con i ragazzi e le ragazze è questo qua, il cono dei futuri. Non vi racconto insomma tutto nei dettagli, ma mi piace sottolinearvi il fatto che noi siamo abituati a vedere il futuro come una proiezione del presente. Quindi come qualcosa, insomma, ieri è successo così, oggi va così, domani andrà così più o meno. In realtà, appunto, questo cono dei futuri, gli studi di futuro, ci dicono che i futuri sono molti. I futuri possono essere probabili, plausibili, possibili, e ci sono anche dei futuri molto particolari che sono i futuri preferibili. Cioè, se il futuro va, ce lo immaginiamo che possa andare più o meno come è andata ieri, noi possiamo decidere di spostare questo futuro verso una direzione desiderabile. Più facile a dirsi che a farsi. Ma esistono gli strumenti. E quindi come si fa ad esplorarli questi futuri possibili? Ce li possiamo immaginare un po', ho usato questa immagine avete presente quelle palle di vetro che tu giri, cade giù la neve, dove ci sono di solito i monumenti, queste cose. Quindi i futuri possibili sono come tante di queste palline che abbiamo davanti, cui ci vediamo noi dentro a fare, non lo so, a girare per la fiera, a conoscere persone, cioè situazioni diverse che possiamo incontrare. Quindi i futuri, alla fine, sono i racconti che noi ci facciamo del futuro. Cioè ci diciamo, potrebbe essere così, potrebbe essere colà, e la cosa che noi abbiamo voluto esplorare sono i racconti di alcuni giovani imprenditori, molti li ho visti qui in sala, rispetto appunto al futuro che loro si immaginano, ma facendo un salto all'indietro. Quel meno 20 più 10 è proprio questo significato. Per esplorare i prossimi 10 anni abbiamo bisogno di andare indietro di 20, perché il ritmo dei cambiamenti è così veloce, per cui ciò che accadrà nei prossimi 10 anni, gli stessi cambiamenti che accadranno nei prossimi 10 anni, sono quelli che sono accaduti in 20 anni di storia. Quindi eccoli qua i nostri imprenditori che si sono divertiti a chiacchierare con i ragazzi in classe. L'altro strumento che abbiamo utilizzato è quello della STEEP Analysis, super interessante perché ci consente di vedere di esplorare questi futuri possibili da 5 angolature differenti. Sono sociale, tecnologico, ecologico, economico e politico. L'abbiamo provato a fare appunto con i ragazzi, come vedete insomma questo è il risultato, e le 5 aree appunto sono queste qua. Una delle riflessioni che poi ci è nata con i ragazzi è sì, va bene, vediamo le questioni economiche, le questioni sociali, le questioni politiche, ma noi sappiamo molto bene che esiste qualcosa che si chiama effetto farfalla. Cioè quell'effetto per cui in realtà le cose, voi sapete si dice questa cosa, per cui una farfalla che muove le sue ali in Australia può provocare un uragano dall'altra parte del mondo sostanzialmente. E questa cosa ci dice che i futuri sono tra loro interdipendenti, cioè le questioni sociali, le questioni economiche, le questioni politiche in realtà sono tra loro tutte intrecciate in quella che è la complessità che Donella Meadows, che è una grande pensatrice sistemica, ci dice impariamo a celebrarla questa complessità, addirittura ci dice impariamo a danzare nella complessità, cioè a non ridurre i messaggi sempre in maniera semplicistica, ma a provare a riconoscere questa complessità e a starci dentro in maniera appunto intelligente.
Quindi per esplorare questi collegamenti sistemici, al fine di evitare questa spiacevole conseguenza per cui io faccio un apparente semplice gesto, che però, se non sono in grado di leggere tutte le possibili conseguenze, a un certo punto rischia di diventare un pochino brutto per chi sta seduto a quel posto. Quindi per evitare questo è necessario entrare in questa logica qua. Quindi nella logica di riconoscere l'interdipendenza tra le variabili, questioni economiche, climatiche, quindi ambientali, sociali, politiche, tutte tra loro interconnesse in questa forma di reticolato. Abbiamo utilizzato questa mappa causale costruita dal World Economic Forum. Altro passaggino, bene, abbiamo visto che i futuri sono diversi futuri possibili, sono diversi futuri che sono tra loro interconnessi. Ma cosa riusciamo a vedere di questo futuro? Perché se ci siamo detti che il futuro non esiste, cos'è che possiamo prevedere di una cosa che non esiste? In realtà esistono degli strumenti, che sono i megatrend, che qualcosa ci dicono dei futuri. Questi megatrend, abbiamo utilizzato questi con i ragazzi in classe, che sono quelli definiti dalla Commissione europea, che ci dicono 14 driver di cambiamento, quindi situazioni che già esistono ma che come dire, sicuramente dureranno anche per i prossimi decenni, che ci dicono già qualcosa di quei futuri possibili. Sono questi futuri probabili, cioè siamo quasi certi che da questa cornice di situazioni difficilmente scappiamo. Tra queste, vabbè, il tema dei cambiamenti climatici in primis, ma poi anche l'aumento dei flussi migratori, del consumismo, degli squilibri demografici, il cambiamento tecnologico, l'urbanizzazione. Ecco, con i ragazzi abbiamo provato a giocare un po' su questi megatrend. Fino ad arrivare alla domanda, bene, abbiamo costruito questo percorso, futuri possibili, futuri interdipendenti, alcuni futuri prevedibili. E quindi qual è la postura che dobbiamo avere rispetto a questi futuri? Ci mettiamo come questo signore, che potrebbe benissimo essere un mio collega, avvocato, che arriva, non so, col decreto ingiuntivo, ma non si rende conto che la situazione è più grande rispetto alle sue capacità di intervenire. E ci poniamo quindi in una logica di futuri desiderabili, e cioè anticipiamo l'arrivo dei futuri costruendo i futuri che noi vogliamo, un po' nella logica che diceva anche il Presidente prima. E con questo detto di Alan Kay, il modo migliore di predire il futuro è inventarlo. Come si fa ad inventare il futuro? Si fa attraverso il potere del visioning, della capacità di visione. Nella stessa logica che si diceva prima, cioè di sognare in grande, di provare a costruire una visione di noi e del nostro futuro grande, positiva, sapendo che però viviamo dentro ad alcuni limiti che non sono limiti dettati da noi, ma limiti dettati dall'ecosistema, che già è stato citato anche prima, per non trovarci in questa spiacevole situazione in cui insomma, abbiamo delle credenze, ma poi la realtà è diversa da quella che ci immaginavamo. E quindi sesta declinazione dei futuri è futuri sostenibili che sono l'unico orizzonte di senso in cui costruire un futuro desiderabile. E come si fa a fare futuri sostenibili? Cioè noi veniamo fuori da un mondo, da un modello di sviluppo che conosciamo, che ha i suoi vari gradi di insostenibilità, e ci dice Einstein che non possiamo risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha originato, serve un pensiero differente, serve una capacità di visioning differente. La capacità di visioning ce la dà, in questo caso, l'Agenda 2030, che tutti oramai conosciamo, quindi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, i quali ci danno una sorta di visione collettiva di dove vogliamo andare tutti insieme, tutti e 8 miliardi. E quindi la visione ce l'abbiamo, ma come si fa? Si utilizzano queste Green Comp, che sono delle competenze definite dalla Commissione europea lo scorso anno, che sono differenti da quelle che di solito noi siamo abituati a vedere, perché sono le competenze di pensiero critico, di pensiero sistemico, quello che riesce a vedere i collegamenti sistemici che dicevamo prima, la futures literacy, quindi lo studio di futuro, la capacità di iniziativa individuale, si parlava di intraprendenza prima, la capacità di azione collettiva, quindi tutta una serie di competenze che dobbiamo sviluppare se vogliamo muoverci in quella logica di sviluppo sostenibile. Ultimo passaggino che abbiamo fatto con i ragazzi è, bene, e in tutta questa cosa qua, io dove sto? In questo mondo che si prospetta? Ci siamo detti,
in questo caso sei tu artefice del tuo futuro, sei tu che con i tuoi sbagli, che con i tuoi movimenti a volte che non vanno nella direzione giusta, ma si può benissimo imparare dagli sbagli e cambiare direzione, puoi diventare il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Per questo ci siamo detti con i ragazzi c'è bisogno di tutta un'altra serie di competenze che sono le cosiddette soft skills, tra le quali abbiamo un pochino ragionato con i ragazzi di intelligenza emotiva e spirituale. Sicuramente 2 accezioni di intelligenza che normalmente non ci capita di sentire, perché noi siamo tutti figli di intelligenza razionale, cioè viviamo di QI, ma il QE, cioè il quoziente emotivo, spesso è quello che ci fa, penso a voi imprenditori soprattutto, è quello che ci fa in certe situazioni muovere in una direzione piuttosto che in un'altra. E quindi abbiamo utilizzato questo ultimo strumento che vi presento, che è questa rosa dei sentimenti, dell'intelligenza emotiva appunto. È uno strumento preso dalla comunicazione non violenta, comunicazione empatica di Marshall Rosenberg, in cui cerchiamo di individuare, di provare a leggere che cosa accade dentro di noi, quali sono i sentimenti che sono vivi, che si muovono dentro di noi. Senza offese per nessuno, ma siamo tutti tendenzialmente analfabeti emotivi, cioè nessuno ci ha insegnato mai a capire bene che cosa succede dentro di noi. Sto bene, sto male, sì, ok, vagamente, per cui sicuramente stiamo o sopra o sotto in questo fiore, ma a definire con esattezza che cosa si muove dentro di noi e quindi quali sono i bisogni che sono o non sono soddisfatti, è una cosa che spesso non... o quantomeno per me, insomma, non è successo. Vi invito a dare un'occhiata a questo, non so se riuscite a leggere da distante, e provare a capire se ce n'è qualcuno di questi che in questo momento è vivo dentro di voi, e prendervi qualche istante per dire, ah sì, io mi sento dentro quella cosa lì. Perché è così importante l'intelligenza emotiva? Perché appunto per scegliere e per muoversi in qualche direzione è necessario che io senta come sto dentro questa cosa qua. Perché se sento delle resistenze probabilmente è il caso di indagare e quindi provare a capire se la direzione è da prendere un'altra. Chiudo con questa immagine che mi piace tantissimo perché ci dice che noi, nei ragazzi e nelle ragazze che ci sono qui, vediamo oggi la pianticella, che insomma è verde, appena spuntata, ma siamo in grado di intravedere quell'albero che potrà diventare, e quindi con tutte queste competenze che nel corso del tempo insomma, riusciamo a sviluppare, probabilmente quell'albero lo vedremo davvero. Grazie. Grazie mille, ma dammi una risposta. Ma vai. I ragazzi, anche davanti soprattutto a questa l'ultimo tema, come erano? Chiusi, non chiusi? Finalmente qualcuno li ascolta? Anche qua ti chiedo un parere reale, pratico, visto che insomma, parliamo di esperienze che hai fatto direttamente con loro. Abbiamo trovato cose molto diverse, nel senso che da una parte abbiamo sentito una forte resistenza a parlare di futuro, qualcuno preferisce non guardarci dentro. Per quella paura emotiva di cui parlavi certo. prima. Okay. D'altro canto abbiamo trovato invece forti speranze, come anche forti visioni negative, quindi davvero il panorama è molto vasto. E questo ci ha fatto capire che c'è veramente bisogno di entrare dentro a questa cosa qua, perché tutti ce la portiamo dietro, anche chi non è più pianticella, ma è già un po' albero. Anche albero grande. Ecco, tutti abbiamo bisogno di indagare su quello, cioè la nostra visione di futuro, cosa ci aspettiamo per il futuro, e purtroppo spesso non abbiamo magari gli strumenti per farlo, per cui insomma è stato bello. Parlo da persona che lavora spesso col mondo dei ragazzi, anche con i bambini dal punto di vista emotivo, ma anche a livello imprenditoriale. Una volta un formatore mi ha detto ok, fai una lista dei tuoi primi 5-10 obiettivi, e io l'ho messo là bene, no? Gli obiettivi, perché mi hanno insegnato che devo avere obiettivi ed è giusto, e poi mi fa, ma tu realmente, sii onesto, tu vuoi quell'obiettivo o vuoi l'emozione legata a quell'obiettivo? E lì io vengo io sono fisico, no? Quindi ovviamente fisici veronesi ovviamente, perché sono di parte. E quindi ero molto razionale ed è stato un qualcosa che mi ha molto, molto spostato. Sono uno dei primi, lo confesso, che l'aspetto emotivo sì, dicevo, è importante perché bisogna dirlo, insomma,
e poi invece ho dovuto ricredermi. Sì. Ma qualche ragazzo ha cambiato idea dopo? C'è stato qualcuno? Sì, c'è stata qualche sì, curiosità? alla fine abbiamo fatto ovviamente i questionari e qualcuno ci ha detto, beh, intanto grazie per la consapevolezza nuova che abbiamo, e quindi questo è già un primo passaggio, e secondo anche per qualche strumento che ci ha aiutato, tipo la parte di visioning, insomma, che è stato un lavoro anche molto personale, che ci ha aiutato a provare, insomma, a entrarci dentro e a costruire qualcosa. Quindi, E perché insomma, che abbiamo bene. dentro, insomma. Bravo. Va bene, grazie mille, Grazie a te. di nuovo un applauso a Lucia, grazie mille. Allora, e a proposito di ringraziamenti, è doveroso per me, ma per tutti noi, fatemi ringraziare chi ha sostenuto questa assemblea e che ci mostra come lavora ogni giorno sul tema del futuro. Come Coca-Cola HBC Italia siamo i principali produttori e distributori delle bevande Coca-Cola nel paese e qui in Veneto abbiamo una casa importante perché poco a sud di Verona, a Nogara, si trova la più grande fabbrica d'Europa con oltre 700 milioni di prodotti. Insieme all'indotto, alla nostra forza vendita che è presente in tutta la regione, diamo lavoro a 2.700 persone. Sono 136 milioni di euro che contribuiscono al PIL regionale. Essere parte di una comunità significa però essere anche promotore di progetti di sostenibilità ambientale e sociale. In quest'ultimo senso siamo molto orgogliosi del nostro progetto Youth Empower che ha lo scopo di accompagnare i ragazzi dal mondo della scuola e della formazione al mondo del lavoro. E di nuovo qui in Veneto, grazie a una collaborazione con Confindustria Verona, con i giovani di Confindustria Verona e con il progetto Learn Your Job, abbiamo raggiunto oltre 5.000 ragazzi. Un dato importante se pensiamo che in tutta Italia ne abbiamo raggiunti 200.000. Ciao, sono Simona Sacco e sono responsabile dell'area orientamento di Umana. Imprese e candidati che si attraggono con entusiasmo mi sembra esprimano bisogni molto simili: intercettarsi il prima possibile, contaminarsi con mentorship e reverse mentoring per innovare e vedere crescere il valore aggiunto di ciascuno, valorizzando competenze, tecniche e soft in una logica win-win. Ecco perché, a parità di ciò che si è studiato, si sa fare, sempre più la differenza tra chi viene scelto e chi no la fanno la flessibilità e l'apertura mentale, la responsabilità e l'integrità, l'approccio alla comunicazione globale e alle relazioni, alle nuove tecnologie e alla formazione continua, il rispetto della persona e delle organizzazioni, il tutto raccontato in maniera personale nel CV e nello storytelling aziendale, con esempi di vita vissuta. Ci si sceglie, aziende e persone, quando nasce la fiducia di poter lavorare bene assieme, pronti a conciliare con equilibrio e impegno esigenze produttive e di vita che si sa cambieranno nel tempo. Grazie, facciamo un applauso a chi non solo sostiene questa assemblea, ma si è trovato, ed è quello il bello, particolarmente allineati con il tema del futuro, ma non solo, anche con l'interconnessione dell'essere presenti in una realtà sociale, avere a che fare con collaboratori e innovazioni di oggi e di domani, e quindi in una parola, ripeto quello che dicevo prima, ecosistemi. E a proposito di ecosistemi, io adesso vorrei invitare qui sul palco una donna che tratta di ecosistemi, della loro evoluzione, dei grandi cambiamenti, della velocità dei cambiamenti. È una donna che quando sono andato al suo workshop mi ha fatto ribaltare dalla sedia, allora sperando che non faccia ribaltare nessuno o quasi qualcuno, almeno qualcuno. Isabella Pierantoni, ti chiedo di raggiungermi sul palco. Io ci ho scherzato, ribaltato, non ribaltato, però insomma in realtà con te ho visto delle cose molto, molto interessanti. Però intanto, che mestiere fai? Qual è il tuo mestiere? Semplice e complicato, futurista e sociologa. Quindi tu fai la futurista? Assolutamente. Quindi leggi il futuro? Ecco, esattamente no. Ok. Quindi diciamo, parliamo sempre di dati, numeri, sì. un approccio scientifico. Ecco, noi insieme in diversi workshop abbiamo visto diversi aspetti, diverse proiezioni. Io so che oggi ti sei preparata per darci un po' un assaggio di quello che abbiamo visto, quindi io ti lascerei la platea e vediamo come va, ecco, mi raccomando. Grazie. Le aspettative sono sempre altissime quando insomma c'è una presentazione di questo tipo, quindi buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Avete sentito la parola futuro, che è insomma il leitmotiv di questo incontro oggi pomeriggio. Direi di aggiungere ancora un pezzo di informazioni per capire meglio in che modo il futuro può essere utilizzato, perché poi alla fine di questo stiamo parlando. La Futures Literacy è quella che UNESCO definisce la competenza del XXI secolo. Ed è un po' una somma anche di quello che ci diceva prima Lucia, ma di cui si parla da tutto il pomeriggio. È la capacità di immaginare e anticipare il futuro. Se ci pensate, tutto sommato, noi stessi oggi stiamo costruendo qui, in queste chiacchiere che stiamo facendo, condividendo esperienze, quello che potrà essere la base per le scelte che faremo e costruire altri tipi di futuri, non entro nella definizione, ormai l'avete capito, che ci serviranno domani. Noi siamo qui perché qualcuno ha immaginato un futuro in cui ci ha visti insieme oggi pomeriggio. Stiamo vivendo esattamente il futuro deciso e praticato da qualcuno che lo ha anticipato e ha fatto delle scelte precise. Ecco, la Futures Literacy è esattamente questo, la capacità di essere alfabetizzati al futuro. Non basta più leggere, scrivere e far di conto come è stato fino alla fine del secolo scorso, ma occorre immaginare e andare avanti con il pensiero. Tra l'altro una competenza che i più giovani di oggi, penso ai ragazzi delle terze medie o ai giovani dei licei che hanno fatto l'esame partendo da una foto e collegando ben 13 materie, immaginandone gli incastri, sono già allenati a farlo, un tipo di allenamento che le generazioni più adulte non hanno. I più fortunati, si chiama questo pensiero sistemico, capacità critica, che è una delle competenze all'interno anche della Futures Literacy, non lo sanno fare perché non si sono allenati e non sono stati formati a farlo. Allora, quando parliamo di Futures Literacy stiamo sostanzialmente parlando di imparare a prendere delle decisioni più consapevoli, lungimiranti e sostenibili. Megatrend è uno degli strumenti che viene utilizzato dai futuristi per indagare il futuro. Che cos'è esattamente un megatrend? Ormai l'avrete capito, è un fenomeno sociale, culturale, economico, politico, demografico, che una volta innescato non si ferma più. È qualcosa che parte in un certo momento della storia, in seguito a una serie di eventi, è massivo, riguarda tutto e tutti sul pianeta, è impossibile fermarlo e dura per decenni, quindi ha un effetto su più generazioni. E questo è un concetto che vorrei teneste bene a mente, perché conoscere i megatrend è una delle competenze necessarie oggi per capire quali saranno gli effetti già attivi oggi, e li vedremo tra poco ne vedremo alcuni, che cosa significa vivere all'interno dei megatrend, quali sono le conseguenze oggi e soprattutto quali saranno domani, perché questa è una capacità che sta non solo agli imprenditori, ma soprattutto ai cittadini, agli studenti, alle collettività di tutto il mondo. Uno degli elementi che vi faccio vedere molto velocemente, l'avete già prima visto nella slide di Lucia Vesentin, è il fatto che l'Unione Europea lavora su questi temi già dal 2012. Dal 2012 l'Unione Europea ha chiesto alle aziende di formare, di informare, ma anche a tutte le società, sul fatto che esistono ben 14 megatrend, sono quelli che ci diceva prima Lucia, che stanno già agendo e incidono già oggi sulla prosperità dei paesi dell'Unione Europea. Questi 14 ce ne sono altri di megatrend, ma in particolare questi 14 sono in grado di cambiare il modo in cui i paesi dell'Unione Europea e quindi le persone, i cittadini, avranno o non avranno delle possibilità. Questi sono alcuni di quelli, sono come dire, quelli che più agiscono in profondità. Ma ce ne sono due in particolare, e oggi ne vedremo le conseguenze pratiche e concrete, che agiscono all'interno di questo spazio
e che hanno cambiato la vita di tutti molto velocemente, in una maniera estremamente complessa, e sono il megatrend demografico, di cui ormai si parla tutti i giorni, e il megatrend tecnologico. Che cosa significa esattamente? Se nel 1804, ve lo ricordate, forse qualcuno ha reminiscenze storiche, l'anno in cui Napoleone si è autoproclamato imperatore, sul pianeta c'era più o meno 1 miliardo di persone. Nel 2200, solo 200 anni dopo, 6 miliardi. Nel 2012, 7 miliardi. Oggi, da novembre dello scorso anno, in 10 anni più o meno, siamo arrivati a 8 miliardi, lo certifica l'ONU. Una crescita esponenziale incredibile, che è anche un elemento straordinario, perché la vita media sul pianeta si è allungata. Questo anche grazie alle scoperte tecnologico-scientifiche, mediche e così via. Che significa sostanzialmente? Significa che i megatrend tra loro si combinano, si autoalimentano e sono in grado di cambiare il corso della storia e della vita delle persone. Un elemento fondamentale di un megatrend è che una volta che agisce, dicevamo prima, non si ferma, molto difficilmente si ferma, è che è in grado di incidere sui sistemi di sopravvivenza della vita umana. È in grado di modificare i modelli sociali, i comportamenti, i pensieri, i valori, perché ha una durata esponenziale, dura molto nel tempo e lo possiamo vedere in tanti elementi che cambiano, no? Cioè il modo in cui si immagina il mondo, i valori che ci sono in un certo secolo piuttosto che in un altro e così via. Questo incide sul modo in cui le persone, di nuovo, torniamo qua, immaginano il futuro e vivono la loro vita. Questo è il rapporto Italia 2032, tanto per andare ancora di più sul concreto, perché insomma Lucio dice dobbiamo essere pratici, quindi insomma fisici, qui stasera mi pare che ce ne siano in abbondanza. Che cosa sappiamo? Sappiamo che proprio perché il megatrend demografico è uno dei più robusti, uno di quelli più un tool estremamente utilizzato per fare previsioni di scenari, a livello aziendale, a livello di business, tutto quello che volete. Questo è un rapporto che abbiamo curato, che ho scritto personalmente per l'Istituto di Futuro Italiano, l'Italian Institute for the Future, pubblicato quest'anno, sulla base dell'elaborazione dei dati Istat che riguardano l'Italia dal 2022 al 2032. Abbiamo già perso 700-800 mila persone dal 2014, che è stato l'anno in cui l'Italia ha avuto il maggior picco, è arrivata a più di 60 milioni di abitanti. Nel 2021 59 milioni, nel 2030, perché siamo all'interno di un megatrend, lo ricordo, è una proiezione di scenario al 90%, quindi insomma potrà cambiare ma non tantissimo, 57 milioni, 54 nel 2040 e così via, fino ad arrivare al 2070 con 41 più o meno. Domanda: ha peso una nazione che decresce così velocemente? Quanto conta a livello politico? Quanto conta a livello collettivo? Quanto conta a livello economico? Ecco, queste sono informazioni che tutti dobbiamo avere e che tutti dobbiamo sapere, perché questo ci aiuta a prendere delle decisioni. E i ragazzi, quando studiano, se hanno voglia di approfondire il tema, sui tomi di geografia che hanno a scuola, sia alle medie che alle superiori, la demografia la studiano. Quando la studiano sono più preparati dei più adulti. E alle volte nelle aziende il confronto è: ma che lo faccio a fare? Oppure nelle scuole: che lo faccio a fare se tanto tra 10 anni, 20 anni te non ci sarai, io sì. Quindi forse, come dire, sono informazioni che ci aiutano. Altri temi che sono importanti e che occorre conoscere è che sempre dagli scenari demografici sappiamo che entro i prossimi 10 anni, adesso sono 8, diminuirà la popolazione su 9 comuni su 10. Sapete che l'Italia è uno dei paesi con più comuni, no? Tanti piccoli paesi e così via. Che significa esattamente? Significa che ci sarà una decrescita della popolazione nelle aree fuori dai centri urbani. Le stesse aree urbane stanno crescendo in qualche modo. Nel 2040 solo una famiglia su 4 avrà bambini,
E poi c'è il tema della sostenibilità, perché se sappiamo una cosa della demografia è che, forse lo sapete già, il tasso di fecondità deve essere 2,1, cioè 2 figli e qualcosa per donna, per mantenere la stabilità dei sistemi. Ecco, da questo punto di vista abbiamo già diminuito di molto, oggi è 1,23 e non è una questione di figli, è una questione di sicuramente anche fare più bambini, ma anche cambiare la mentalità culturale, aprire confini e orizzonti. Questo significa, in termini di dati, che i nostri pensionati, perché entro i prossimi 2 anni, entro il 2025, entro il 2030, usciranno tutti i baby boomer dal mondo del lavoro. Passeremo da 16 milioni di pensionati di oggi a 21. Su una base di occupati di circa 23 milioni. La matematica non è opinione, anche queste sono cose da sapere. Un'altra conseguenza di pensare al megatrend demografico è che si è allungata la vita media e oggi per la prima volta sul pianeta ci sono ben 7 generazioni. 7 generazioni era un elemento che non si è mai verificato. L'Italia è uno dei paesi in cui è possibile vedere famiglie con 7 generazioni, nonni, bisnonni, trisnonni, eccetera. Ed è anche un caso studio, ed è una notizia eccezionale da questo punto di vista, ma esattamente sappiamo anche che per esempio tra poco nel 2025 arriverà l'8ª generazione che si chiamerà generazione beta e saremo 8 generazioni conviventi. Che significa parlare di generazioni con la demografia? Le generazioni sono uno dei modi per studiare la popolazione umana che raggruppa le persone per fase di vita e di età, in modo che emergano degli elementi che alle volte magari possono sfuggire. Il concetto chiave che vi lancio oggi pomeriggio, visto che si parla di generazioni e di futuro, è che se c'è un modo che abbiamo di osservare i futuri che stanno arrivando è proprio quello di guardare alle generazioni più giovani. Perché le generazioni sempre sono stati gli indizi di futuro delle società a saperle osservare, perché le generazioni più giovani sono il modo più ragionevole di guardare ai cambiamenti che potrebbero portare nuovi gruppi di persone. Ed è uno dei modi, più strutturati che abbiamo. Il concetto di personalità generazionale è un concetto che tutti dovremmo conoscere. Appartenere a una generazione non è una questione di età, ma una questione di sviluppare una certa filosofia di vita, il modo in cui guardo al mondo e il modo in cui immagino il futuro che avrò, se mi piacerà oppure no, e le scelte che farò. Sostanzialmente significa che c'è un periodo nella vita delle persone che tutti noi abbiamo attraversato, che viaggia tra i 7, 8, 9 anni, che è esattamente, gli psicologi ci dicono, il momento in cui i bambini si rendono conto che quello che accade fuori dalla porta di casa ha un impatto e determina chi diventeranno da grandi, chi saremo da grandi, in base anche agli eventi storici. Non siamo determinati, ma potremmo essere modellati. Se in quella fase di vita assisto per esempio all'uomo che va sulla luna, come è capitato per i baby boomer, oppure se sento continuamente parlare i miei genitori a cena o la famiglia nelle feste di famiglia o nei viaggi in macchina, di disoccupazione, di lavoro che non c'è, di crisi ambientale o crisi economica e così via, magari comincio a farmi un'idea del mondo in cui ci sono dei fattori che devo valutare. Se nasco alla fine degli anni 60 e dicevo, vedo l'uomo che va sulla luna, gli stati investono in risorse, è possibile costruirsi una casa, avere opportunità di studiare, cosa che le generazioni precedenti non hanno avuto, comincio a immaginarmi un mondo, posso cominciare a immaginarmi un mondo in cui, tra virgolette, ci sono opportunità. Se mi impegno e non mollo, ce la posso fare. Se al contrario comincio a pensare che ci sono difficoltà ovunque, nulla è garantito, magari divento un po' più cauto, sono un po' più attento, sono, alla ricerca di più opportunità e così via. Ecco,
Questo è un elemento importante, le risorse che abbiamo a disposizione, gli strumenti che abbiamo, accedere alle informazioni, prendermi una certificazione o una competenza con un master online, rispetto a chi se l'è presa in 5 anni andando magari nelle università o nelle biblioteche, può fare la differenza e può creare anche un attrito quando ci si trova a collaborare insieme. Ma da questo attrito possono nascere anche altre opportunità e risorse. Io non so se ho parlato troppo, perché qui mi pare che si sia bloccato il... Ah, ok, va bene. Scusate l'interruzione, ma alle volte la tecnologia non è il migliore amico. Ok. Quindi, torno su questo tema, che il futuro ce lo costruiamo giorno per giorno. Le generazioni sono uno dei modi che abbiamo per guardare al mondo. La demografia è uno strumento che tutti noi dovremmo maneggiare, perché è uno degli strumenti più concreti che abbiamo per cominciare a immaginare scenari. E allo stesso tempo, come qualcuno ha detto prima all'inizio, il futuro è l'unica cosa che possiamo cambiare. Alle volte restare troppo aggrappati al passato ci fa perdere di vista le possibilità che ci sono e quello che effettivamente potremmo fare. Io mi fermerei qui, questi sono i punti chiave delle generazioni, per cui ecco, il punto fondamentale che vi invito a tenere presente è che stiamo parlando, quando parliamo di generazioni, parliamo della foresta, non del singolo albero, proprio perché si parla di un'identità collettiva che è importante conoscere però, perché aiuta nella gestione delle relazioni e non le rende troppo personali o troppo soggettive, ma invece ci fa inquadrare un contesto più ampio. Grazie, grazie infinite, grazie, no, ti chiedo ancora, ti faccio qualche domanda, okay. Ti interrogo. Mi interroghi, va bene. Beh, ovviamente sai, io apprezzo i numeri, apprezzo la concretezza, è anche uno dei temi di fil rouge che ci siamo dati in questa assemblea. Allora, tu tra i vari megatrend scenari abbiamo scelto quello demografico, e sicuramente è uno di quelli che avrà maggior impatto. Magari è vero che se ne parla molto, se ne parla meno rispetto probabilmente a quello che si dovrebbe. Una domanda, ma è solo un dato negativo o può avere delle opportunità? Assolutamente, ci sono paesi in cui anche con il calo demografico sono state messe in atto delle politiche, ovviamente in cui l'immigrazione ha avuto un certo peso, ma anche dove si sono aperti scenari di opportunità professionali. Noi prima non lo dicevo, ma un elemento importante è che l'Italia è in calo demografico non solo perché non nascono bambini, ma anche perché c'è un tema di attrattività del paese verso i ragazzi stessi. C'è una ricerca che vi invito ad andare a leggere di Istat dello scorso anno, che fa parte del rapporto sullo scenario Italia 2032, in cui sono stati intervistati i ragazzi dai 12 ai 20 anni nelle scuole, circa 40.000, e alla domanda "dove pensi di vivere da grande?" i ragazzi hanno dato una risposta che non fa proprio allargare il cuore, diciamo. Le ragazze ancora di più rispetto ai maschi, nel senso che solo 4 su 10 pensano di restare in Italia, le altre 6 pensano di andare all'estero. I ragazzi, 6 su 10 pensano di restare in Italia, e questo quando sono cittadini italiani. Quando sono studenti stranieri, le percentuali salgono ancora di più. Questo è un elemento perché ci fa fare delle domande. Quanto siamo in grado di offrire opportunità? Quanto siamo in grado di rendere attrattivo il nostro sistema per i ragazzi che sono oggi qui all'interno e che, ripeto, in alcuni casi, direi nella maggioranza, sono estremamente consapevoli di come siamo messi come paese. Perché lo sanno. L'esempio che facevo prima sui ragazzi della Z Generation, che sono i ragazzi che oggi hanno fra i 12, 13, 26, 27 anni, che si definiscono job hoppers, non prevedono di rimanere all'interno di un'azienda più di un paio d'anni, perché arrivano già che hanno fatto almeno 2 o 3 mestieri quando sono intorno ai 22-23 anni. Come dire, l'orizzonte temporale che hanno davanti è certamente più corto in termini professionali, ma è più ricco in termini di esperienze di vita che vogliono portare nel mondo del lavoro.
E questo è un elemento, per cui insomma ci sono tante cose che si possono fare ed esperienze concrete di successo. Bene, guarda, ci aggiungo, visto che parli di statistiche, anche per dare anche lustro su un'altra parte del nostro paese, però che spesso non è conosciuto. A me capita di lavorare con qualche centinaio di migliaio di docenti, genitori, e abbiamo fatto delle domande, una statistica, e per esempio sulle materie STEM, quindi tutto il mondo tecnico, scientifico, tecnologico, e quello che è emerso è che sanno per esempio che un percorso STEM dà maggiore occupazione. C'è ancora un po' di diffidenza quando si tende per le donne rispetto agli uomini, quindi non siamo ancora ad una percezione di parità, ma la cosa è che circa il 90% alla domanda ma se tu fai un percorso STEM e vuoi eccellere, devi andare all'estero, ha detto sì. E lì quello che abbiamo visto è che spesso è la mancanza di conoscenza, che magari, la dico in una dinamica veneta, nel capannone vicino a casa c'è qualcuno che sta costruendo un pezzo per la NASA, a me è capitato sul territorio veneto, quindi, e spesso manca questa, e quindi come dire un fascino, una comunicazione col tessuto sociale da questo punto di vista. Assolutamente, questo è verissimo, come è vero che abbiamo il più alto numero di NEET, ragazzi che non sono inseriti nel circuito e che queste informazioni non le hanno. Perché potrebbero essere esattamente quelle persone che mancano alle aziende, perché oggi non è solo un problema di giovani, ma anche un problema che non ci sono abbastanza persone che possono lavorare o vogliono lavorare, ma perché mancano i giovani. Noi siamo la nazione in Europa con meno giovani in assoluto. Alfa e Zeta praticamente meno di noi non ce li ha nessuno. E questo anche incide nelle politiche di reclutamento. Per cui andare ad informare, come stavi tu dicendo, far sapere le cose è una delle prime mission che secondo me un sistema paese deve avere. Quindi insomma abbiamo davanti anche delle opportunità, non solo una catastrofe, non volevamo dare un messaggio negativo, però davanti alle dinamiche che ci saranno abbiamo due scelte, o chiudere gli occhi o prendere coscienza, e insomma le cose concrete oggi servono. Sapere dove siamo è fondamentale. Assolutamente. Grazie mille del tuo intervento, grazie veramente. E adesso, siccome Isabella mi ha dato un paio di assist, prima ha fatto vedere come cambiava la demografia e che via via siamo passati da 1 miliardo, poi 6, poi 7, poi 8, sempre più velocemente. Io adesso volevo fare un piccolo esperimento con la sala. Quindi io mi occupo di learning by doing, quindi bisogna fare, sempre perché il Presidente ha chiesto la concretezza, più di così. Quindi io avrei bisogno di 10 volontari. Dovrebbe esserci Giada, se non sbaglio, con 10 fogli, eccola là, perfetto, che consegnerà un foglio bianco, un esercizio molto semplice, non interroghiamo nessuno tranne il Presidente, dopo che ovviamente interrogheremo. Sto scherzando ovviamente, Presidente. E quindi 10 volontari che hanno un foglio. Dai, sulle mani, se no devo chiedere a Giada di selezionarli. Mamma mia che coraggio, la paura del futuro. 10, ok, qua ne abbiamo. Ah, vedi le donne, un applauso, finalmente. Vedi com'è alla fine. Ok, lì ne abbiamo 2, dai, per cortesia. Allora Giada, in maniera prepotente, dalli ad altre 8 persone, grazie. Quindi, allora, ma adesso interrogo anche gli altri. Facciamo un piccolo esperimento, anzi lo faccio anch'io, prendo anch'io il mio foglio. Allora, sentiamo di non fare confusione, che poi ci serve la scaletta. Molto bene. Allora, aspettiamo un attimo che i nostri amici... Perché voglio darvi l'idea pratica di quello che ci raccontava Isabella. Allora, ci sono, abbiamo le mani alzate. Ok, siamo arrivati a 10? Dai, 2, i primi 2 che ci sono. Allora, adesso noi dobbiamo fare un'azione, e uso la parola azione in maniera specifica, sono tutte cose molto semplici. E facciamo una cosa, dobbiamo piegare il nostro foglio a metà, aspettate un attimo. Allora, questo foglio sarà spesso, più o meno, lasciatemelo dire, 1/10 di millimetro, facciamo 0,1 millimetri. Bene, allora vi chiedo di piegarlo a metà, ok? Da una parte o dall'altra, molto semplice, no? E fin qua, nulla di difficile. Fatto? Com'è? Ok? Giusto per crearsi un futuro. Allora, perfetto, adesso... Se questo era 0,1 mm, questo spessore quanto sarà adesso? 0,2. Fin qua la matematica base ce l'abbiamo, molto bene. Allora, 0,2.
Adesso continuiamo la stessa azione, cioè continuiamo a piegare. Bene. E siamo a che spessore? Benissimo, 0,4. Allora, da una parte noi abbiamo l'azione, cioè quella che noi continuiamo a ripetere. Lo spessore invece rappresenta una misura del cambiamento nel nostro sistema, che in questo caso è il foglio. Bene, allora io adesso chiedo due cose, una alle nostre 10 cavie, di iniziare a piegare il foglio, continuare a piegarlo fino a quando non ce la fanno più e mi dicono a quante pieghe sono arrivati. Io invece chiedo alla platea, eventualmente munita di cellulare, calcolatrice o quello abaco, quello che preferisce, di fare un'altra cosa. Di provare a calcolare, adesso vi aiuto io, calcolare a quanto ammonta lo spessore, quindi la misura del nostro cambiamento, sempre con la stessa azione ripetuta, quanto ammonta se io riuscissi o riesco, magari qualcuno è bravo, a piegare il foglio 42 volte. Per farlo 0,1 per 2, quello che viene fuori per 2, quello che viene fuori per 2 e avanti per 42 volte. Quindi dai, facciamo se qualcuno lo sa così, ok? Veloce, Mingardo? No, che pensavo interrogo e... Scusate, era una piccola vendetta da anni maturata. Allora, stanno andando avanti con le nostre cavie perché poi voglio sapere, qualcuno sta facendo il conto? Vediamo, poi ve lo svelo io. Vi do una misura. Vi ricordo, diciamo, è un piccolo esperimento, ma ci aiuta a capire alcuni concetti. Quindi io continuo a fare la stessa azione, è sempre la stessa. Quindi io piego, 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 semplice. Solo che il cambiamento che genero del sistema tiene conto, anche se io non lo vedo, dei cambiamenti che ci sono stati. E quindi quello è lo spessore. Perché vedete, il nostro cervello, piccolo bias, piccola attenzione, tende a ragionare in maniera lineare. Cioè dice, piegata una volta, piegate 2, piegate 10, vabbè, se il primo era 0,1, per 10 sarà 1, facciamo 2, però siamo lì. Allora, i nostri amici che piegano dovrebbero avere le mani che sanguinano ormai. Allora, quanto siete? Quante pieghe? Onesti? Perché vengo a controllare. Quanti? 6? Eravate in 10 ragazzi. Più o meno? Quanto? 8, 10? Qualcuno offre più di 10? 10, ci siamo fermati a 10. Qualcuno ha fatto il conto invece delle 42? 4? Ok, allora, io ve lo dico, allora, la prima volta che l'ho visto, non ci ho creduto, ho aperto Excel, ho fatto il conticino, ho detto, cavolo è vero. E a 41, già diciamo tra 41 e 42, fate la distanza tra la Terra e la Luna. Con 42. Quindi vuoto per pieno facciamo 300.000 chilometri. Quindi pensate, con 42 è un po' di più, quindi è un piccolo esperimento, però che cosa ci insegna? Ci insegna che i cambiamenti che abbiamo visto prima, man mano che arrivano, noi vediamo il cambiamento in sé, ma la velocità del cambiamento è qualcosa che tende a sfuggire, per i tecnici la derivata prima. Cioè è un qualcosa che noi non percepiamo, ma i cambiamenti che abbiamo visto prima, quando all'inizio vi ho detto che sono cose che riguarderanno i prossimi 10, 20, 30 anni, di cui dovremmo tener conto, non è una frase tanto per dire, lo abbiamo visto anche sul dato demografico. Quindi questo era un piccolo esperimento che si può fare anche a casa, fatelo anche il conto, vedo che qualcuno lo sta facendo perché non ci crede, siamo un approccio scientifico, quindi provate e verificatelo. Vi dà l'idea che più noi andiamo avanti con la stessa azione, più i cambiamenti possono essere veloci e repentini e ci troveremo in una situazione in cui sono già avvenuti e non riusciamo più a fermarli. I famosi megatrend, prima ce lo diceva, no? Siamo intorno al 90% di confidenza, si diceva, cioè c'è un piccolo errore, ma ormai siamo lì. Quindi è un qualcosa con cui oggi occorre fare i conti, perché fermarsi alla piega 37 rispetto a quella a 42 fa completamente la differenza. Grazie su questo, vi ho coinvolti in questo piccolo esperimento, ma a proposito di ringraziamento io ne approfitto per ringraziare nuovamente altri 2 sponsor che ci hanno sostenuto e soprattutto credono un po' nel progetto, nel futuro di cui abbiamo parlato.
Quindi chiedo alla regia se ci manda il contributo di questi due sponsor. 1 milione di giovani disoccupati e allo stesso tempo sono più di 1 milione i posti di lavoro che le aziende hanno difficoltà a ricoprire, e questo è dovuto anche al disallineamento tra le competenze nuove e sempre più specialistiche di cui le aziende hanno bisogno e i percorsi formativi svolti dai ragazzi. Noi abbiamo avviato dal 2019 un programma Giovani e Lavoro in collaborazione con Generation Italy che prevede di coinvolgere 5.000 ragazzi nell'età tra i 18 e i 29 anni, e questo su percorsi professionali sulle competenze più richieste oggi dalle aziende e che sono prevalentemente di natura digitale. Naturalmente un programma come questo ha tanti vantaggi sia per i giovani che per le aziende. I giovani trovano delle opportunità concrete di fare dei percorsi mirati e di natura esperienziale, e al termine di questi percorsi li mettiamo in contatto con le aziende che sono disponibili e desiderose di accoglierli e anche di assumere anche dei profili junior. Le aziende dall'altro lato hanno il vantaggio di trovare persone preparate e motivate per iniziare un nuovo percorso insieme. Questo programma sta avendo successo perché è superiore all'80% alla percentuale dei giovani che poi riesce a trovare un lavoro. Vecomp è una SPA e società benefit specializzata in soluzioni software gestionali per professionisti ed imprese. Noi siamo convinti che per lavorare bene servano diversi elementi: un'organizzazione con una chiara idea di sviluppo capace di farti crescere, gli strumenti adeguati e una continua formazione sulle competenze tecniche e trasversali. E poi crediamo nel coinvolgimento delle persone. Perché per noi le persone, quando si sentono coinvolte, diventano protagoniste del proprio lavoro e più autentiche nelle relazioni professionali. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo strutturato la nostra azienda con spazi pensati per favorire le relazioni e il gioco, ed organizziamo ogni anno una serie di attività come talent show, gite e momenti culturali da vivere insieme. Ovviamente anche per noi il lavoro è una cosa seria, ma perché deve essere noioso? A me piace l'idea che quando abbiamo chiesto alle imprese di parlare futuro ci hanno parlato di persone. Io l'ho trovato una cosa molto bella, molto interessante, molto naturale, allineato anche con quei megatrend che magari possono spaventare, ma per far vedere che ci sono delle eccellenze che in qualche misura sono già pronte per questo tipo di cambiamenti. Allora, io ve l'avevo detto che mi sarei giocato un po' di presidenti, quindi vado avanti in questa direzione, e quindi chiederei di avere qui con me il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini. Benvenuto anche se a casa sua, però ecco, no. Presidente, per non lasciarla sola, soprattutto per fare le domande scomode a qualcun altro, se è d'accordo, io chiamerei anche il vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona, Andrea Borioli. Cioè, non va bene? Assolutamente. Di qua, uno a destra e uno a sinistra, eccoli qua. Allora, grazie a tutti e due. Giovani e capelli bianchi, vabbè, poi ne parliamo. Ascolta, è il colore di Confindustria Giovani. Esatto, l'abbiamo scelto apposta, Presidente, per farle fare bella figura. Assolutamente. Allora, praticità, numeri, futuro, le do un numero, Presidente, 2040, e ci aggiungo anche Verona. Verona 2040, sì, è un progetto che abbiamo messo in campo ancora 2 anni fa circa, anzi prima di me il mio predecessore Michele Bauli ha iniziato a disegnare, a immaginare, come con le attività che sono state suggerite prima, il futuro per la nostra città. E a questo abbiamo visto che serve un lavoro di tutti, quindi è una corresponsabilità che va attraverso le generazioni. Ma sempre a proposito di numeri, appunto questo 2040 è un obiettivo, un disegno, un salto in avanti che può essere fatto in diverse maniere. Abbiamo visto prima, è stato molto interessante capire come si può, i vari futuri, come si possono immaginare. Ecco, noi abbiamo cercato, per quanto possibile, nella nostra impreparazione a vedere il futuro, di non tanto immaginarlo con quanto sappiamo ora, ma di immaginarlo come se avessimo appunto volato in alto e guardato il futuro per poi immaginarlo e disegnarlo.
Ma venendo appunto anche al tema, sappiamo che questo futuro è in mano ovviamente ai giovani e qui posso dare anche degli altri numeri, sono circa 130.000 quelli che saranno la classe dirigente nel 2040, perché adesso sono alle scuole dell'infanzia, alle elementari, alle superiori di primo e secondo grado, e sono 130.000 ragazzi, più un altro 30.000 circa studenti iscritti all'università, quindi tutte persone che toccheranno con mano questo futuro, saranno protagonisti di questo futuro. Ecco, quindi qui si apre un tema abbastanza importante, che può essere anche spaventoso forse, però io credo che sia un traguardo che raggiungeremo ovviamente con le nostre forze, che ci si, diciamo, crescerà insieme, cresceranno le scuole, cresceranno le persone, cresceranno le opportunità e ci sono anche tanti strumenti che io magari non conoscerò neanche, non avrò neanche l'occasione di vedere. L'unica cosa che forse è un po' un punto di domanda, ma anche qui ci saranno delle strade da percorrere, è il fatto che probabilmente questi 160.000 circa non basteranno a riempire il nostro futuro e quindi bisognerà aprirsi all'inclusione e quant'altro. Beh, ha toccato un tema non da poco, assolutamente, il tema dell'inclusione. Allora, io passerei al vicepresidente, ma facendo sponda a quello che appena è stato detto. Allora, siamo all'Assemblea degli imprenditori, si parla di nuova classe dirigente anche con questa visione a 20 anni che a me piace tantissimo. Differenze, analogie, difficoltà tra imprenditori di senior e nuovi imprenditori. Beh, io devo dire che le differenze ovviamente sono molteplici, se vogliamo, nel senso che l'età anagrafica ovviamente incide, il differente approccio del giovane imprenditore alla tecnologia, al mondo del lavoro, all'equilibrio tra la vita privata e il mondo del lavoro, ma direi che forse una grande magari differenza e un grande valore aggiunto che possono dare i giovani imprenditori è l'attenzione al capitale umano. E io credo che al giorno d'oggi avere un giovane imprenditore all'interno di un'azienda possa essere un'arma veramente importante per entrare in sintonia e in comunicazione con quelli che sono i giovani anche che abbiamo qui in platea oggi. Sappiamo quanto è difficile trattare oggi avere il capitale umano, trattenere le risorse in azienda, trovare nuove risorse, è sicuramente una tematica molto attuale. Un giovane imprenditore, sicuramente sempre col supporto dei propri senior, può essere il canale giusto per fare in modo di attrarre questi giovani che presto popoleranno le nostre aziende e quindi credo che facendo un patto tra generazioni e tra varie le persone dell'azienda, abbiamo visto che a breve ci saranno addirittura 8 generazioni, quindi credo che sia importante riconoscersi e parlare un po' la stessa lingua. Il giovane imprenditore può essere sicuramente una chiave di volta per il successo dell'azienda e quindi per crescere tutti assieme. Assolutamente, un po' quello che diceva prima il Presidente, diceva ma magari alcune cose non lo sa, magari sarà un giovane imprenditore, magari in una maniera un po' irruenta, magari volendo cambiare tutto, ma se c'è la volontà e la capacità di prendere quell'energia e canalizzarla come un flusso d'acqua, può diventare una risorsa importante per l'impresa, ma direi la società. Non dimentichiamo che poi uno dei risultati è la creazione di posti di lavoro, opportunità per famiglie e per i prossimi bambini e quindi dirigenti nel futuro. Sì, assolutamente, concordo pienamente con questa visione. Di più mi viene da aggiungere un altro effetto quando si parla appunto di competenze e ovviamente di formazione assolutamente necessarie, anzi ce ne abbiamo tanta fame appunto di competenze, soprattutto dei nostri giovani, quindi l'orientamento e quant'altro. Però ricordo anche una cosa, poi tutti noi siamo stati scelti, sarete scelti per le capacità umane. Questo è quello che dicevo prima, la persona al centro, quindi questo è veramente fondamentale e su questo io vi ringrazio, quindi ringrazio il Presidente e il Vicepresidente, grazie infinite del vostro contributo e anche del punto di vista. E niente, adesso è arrivato il momento un po' di dare continuità a questo aspetto scientifico, ma anche una scienza che negli anni per fortuna è diventata sì un po' più pop, ma anche più divulgativa alla portata di tutti, proprio per questo bisogno di interconnessioni di cui si parla. Lucia e Isabella prima
parlavano. Bene, allora io non faccio altro che presentarlo, anzi lanciarlo, perché è professore, è docente, divulgatore, formatore e oggi è qui, quindi io vorrei chiamare con me il prof Vincenzo Schettini. Poi dice che la fisica non è una cosa meravigliosa, la fisica è stupenda, la fisica è una danza, la fisica la comprendi quando la Giovani Lobini, Confindustria Verona! Si vuole un fisico bestiale per resistere ai brutti della vita. Ciao belli! Sul giornale, e certe volte anche alla sera. Con la mia immancabile lavagnata, ragazzi. E guardatela, è quella originale. Questa è quella originale, tutta con i pezzi di scotch, eccetera, eccetera. Pensate che l'altro giorno pensavo di averla persa, ero morto. No. Ascolta, ma allora, professore, dimmi Lucio. Professore, influencer, attivatore, fisico, che sembra che vadano in voga adesso, finalmente, ci abbiamo messo 200-300 anni, ma ce l'abbiamo fatta. E praticamente tu hai a che fare col futuro in qualche maniera? Assolutamente sì, una materia tra l'altro la fisica che ha a che fare col futuro. In realtà ti sei dimenticato una cosa. Allora, a me non piace quando mi vengono dati dei titoli, però questa la dico in apertura, perché è bella. Quando io facevo le scuole medie, la mia professoressa di italiano diceva a mia madre: i temi di Vincenzo fanno veramente schifo. Cioè proprio non sa scrivere. Sto ragazzo, la scrittura anche no. E quello che ti sei dimenticato è che pare io sia diventato uno scrittore. Ma sapete perché? Perché uno che scrive un libro e scrittore non è, e poi alla fine lo diventa perché 100.000 persone comprano quel libro, lo amano, ne parlano, lo diffondono, ed è un libro di fisica, non è un libro di pettegolezzi, allora vuol dire che tu fai un passo in più nella tua vita. Ora, togliendo naturalmente il discorso dei titoli, Lucio, ci mancherebbe, però per dire, ecco, parto così oggi, dicendovi proprio questo, cioè contagiandovi sul fatto che non dobbiamo mai essere fermi, non dobbiamo mai fermarci, cioè noi dobbiamo sempre vederci come persone che si evolvono, e voi come imprenditori dovete avere ben presente questa regola. Un'altra che dovete sempre ben aver presente è il tempo. Il tempo scorre, il tempo è prezioso, dedicatevi del tempo per voi, ragazzi, tutti. Allora, è un peccato altrimenti. A proposito di tempo, allora io ti lascerei la platea, so che il tema del futuro ti è piaciuto, grazie. Ti lascio lo spazio che meriti, grazie Lucio. ancora Vincenzo. Grazie. Allora, io ho pensato di coinvolgervi in quello che faccio sempre, cioè in una lezione, quindi farò lezione, spiegherò e interrogherò. È inutile che ridete perché è vero. Cioè, perché dicono divulgatore, professore, che è la cosa più bella. E i professori di solito hanno delle file preferite, quelli che si siedono avanti sono i più sfigati. È così. Allora, voglio fare dei passaggi veloci attraverso alcuni concetti di fisica, ok? Ripasseremo insieme alcuni concetti di fisica, esattamente come faccio sempre io, però da questi concetti ci dobbiamo portare una lezione a casa. Come un buon professore fa, spiega la sua materia, eccetera, eccetera, poi arriva ad un qualcosa, ad un insegnamento, ad un takeaway, se volete.
Ed il primo concetto che vorrei spiegarvi, e vorrei subito fare una domanda per introdurlo, è un principio. Uno dei 3 principi che ha scritto Newton, il cosiddetto terzo principio della dinamica, il principio di azione e reazione. Allora, chi me lo vuole dire? Via alle telefonate. C'è un microfono volante, cioè tipo un palmare, un radio. Lucio, tu scendi giù, dammi una mano. Abbiamo, pronto. A posto, vai Lucio. Ah, ci sono anche le ragazze, scusate. Faccio io, no problemi. Non mi avevo accorto che c'erano anche Vai, loro. nessun problema. Chi Allora, ma mi godo. principio di azione e reazione, così istintivamente. Non è difficile in realtà questa, se vi ricordate, vedo... Sì, Sei che nascosta. No, io No, adesso l'ho vista. Dai, buttatevi. La conosco anche, quindi... Dai, buttatevi, ragazzi. Mi raccomando, non brutte figure. appunto. Vediamolo dal punto di vista proprio della fisica, vai. Quindi ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Perfetto. Brava. Il tuo nome? Chiara. Chiara, 7,5. Perché però non 8? Perché non 9? Perché la fisica in realtà, diciamo, completa questo principio in maniera un po' più dettagliata, cioè le forze si presentano sempre in coppia. Noi siamo abituati a pensare che se io vado vicino a questo muro, spingo con la mia mano sul muro, io sto esercitando una forza. Punto, finito. Non è così. Non è così, perché io spingo il muro con una certa forza e il muro sta spingendo me con la stessa forza uguale e contraria. Se così non fosse, cioè se ci fosse solo la forza della mia mano, cosa succederebbe? Che sfonderei il muro. Cioè sarei Superman, hai capito? Sfonderei il muro, invece non lo sfondo. Se io do un cazzotto al muro, che mi incazzo, bam! Se mi faccio male, non è per l'azione, è per la reazione. E quindi questa cosa in realtà si manifesta sempre, in ogni momento. Anche chi gioca ad uno sport viene sottoposto a questo. Allora Lucio, vai, acchiappa, vai. Ok, allora lui ha fategli un applauso, Lucio. Grande Lucio, fantastico. Allora, ripassa con me, guarda, che cosa abbiamo fatto? Cioè tu hai parato, quindi la palla ha esercitato una forza sulla tua mano, e la tua mano ha esercitato una forza sulla palla da rugby, ok? E quindi tu l'hai fermata. L'azione-reazione però avviene su un'unica linea, cioè le due forze devono avere non solo la stessa direzione, si dice che devono essere collineari, ok? Devono andare sulla stessa linea. Questa ha un risvolto molto forte nella vita come concetto, quello dell'azione-reazione, però funziona diversamente. Se in fisica l'azione e la reazione sono uguali e contrarie, come ci diceva Chiara, nella vita non è così. Le cose che io vi dirò, guardate adesso, riguardano innanzitutto me come persona, no? Io sono uno molto duro con se stesso. Io ho molte aspettative su quello che devo fare e spesso sono deluso, perché mi do un da fare pazzesco. Valentina, giusto? Io mi do un da fare pazzesco in quello che faccio. Non so se vi ritrovate in quello che dirò adesso. E mi aspetto, e quella è la mia azione, e mi aspetto sempre una reazione uguale e contraria. Cioè io ho questa pretesa dalla vita e non è così. E non è così. E invece quello che insegno sempre ai miei studenti, e lo condivido oggi con voi, è di riuscire, quando facciamo le cose, a farle al meglio, punto e basta. A mettercela tutta in quello che facciamo e a non aspettarci un grazie, perché molto spesso la reazione che noi ci aspettiamo tutti quanti è «Ah, grazie che hai fatto questa cosa per me, come sei bravo, grazie mille». Io questa cosa, ad esempio, l'ho imparata da direttore di coro. Voi direte, ma che c'entri tu col coro, con la musica? Io sono musicista, sono un violinista e ho un coro da 30 anni, dirigo un coro gospel da 30 anni. Per anni mi sono sempre aspettato un grazie da loro, perché sai, tu metti insieme un gruppo, concerti, organizzi gli spettacoli, senti i comuni, fai questo e fai quell'altro e così e colà, ti carichi di tanta responsabilità pure addosso, per poi non essere neanche ringraziato. Quando io ho abbandonato e quando io abbandono l'idea di attendere la reazione, vivo meglio.
Vivo molto meglio. Lavoro soltanto per fare del meglio, per fare qualcosa di buono, cioè per essere soddisfatto, dire l'ho fatto bene. Io mi sto giudicando, l'ho fatto bene. Quindi impariamo questa cosa prima di tutto dalla vita. Ecco, non so se vi è mai capitato di non avere una reazione uguale e contraria. Sempre. Chiara, è così. Punto. Conservazione dell'energia. Allora, attenzione. Qua è un po' più complicato. Allora, guardiamola così. Ecco, io ho sempre la mia palla da rugby. Faccio questo lavoro qua. La lancio... È da rugby, giusto? Giusto, sì. La lancio in alto. È venuto un dubbio? La lancio in alto. Allora, attenzione, seguite il percorso dell'oggetto e descrivetemelo secondo le energie in gioco. Via. Vado di nuovo. Momento A, momento B, momento C. 3 punti. Punto A quando parte, punto B quando raggiunge il massimo, punto C quando va in basso e tocca terra, è il momento in cui tocca terra. Che energie sono in gioco e che cosa sta succedendo? Via alle telefonate, interrogazione number 2. Vai, dai ragazzi, buttatevi, rilassati. Per il momento eccolo, trovato. C'è 7 sì, vai, dai. Energie. Allora, in primis la tua forza. Benissimo. Però attenzione, il tuo nome? Fabrizio. Fabrizio, pensa in termini di energia. Nel momento in cui io chiaramente applico una forza giustissima, contraria alla forza peso, ovvio, perché se la palla da rugby sale, addirittura è maggiore quella forza. La palla però acquisisce a quel punto un'energia, perché è in movimento. Energia cinetica. Benissimo, cinetica. Quando, punto A, cioè la palla ha un'energia cinetica nel punto A. Quando arriva in alto... Agisce la gravità. Sempre. Quella agisce sempre. In ogni modo. Tranne sui miei capelli. Tranne sui miei capelli agisce sempre. Esatto. Lo so. Ah, se Newton potesse vedermi. Direbbe, ma scusa, il teorema della forza di gravità. Allora, scusami, Fabrizio, giusto. Quando la palla raggiunge il punto massimo, pensa in termini di velocità. Qual è la sua velocità in quell'istante? 0. Bravissimo, perché la palla rallenta e si ferma. In quel momento la palla continua ad avere energia? Uguale 0. Quindi non ha energia, cioè l'energia cinetica è sparita. State attento, Fabrizio, che ti rimanda a settembre. A te. Non è sparita, ma si è trasformata. L'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. Benissimo. In quale energia si è trasformata? Questo è più difficile. Una forma di energia, attento Fabrizio, che dipende dall'altezza rispetto al suolo che un oggetto ha. Energia, bravo, potenziale, ti stanno fregando. Fabrizio, poi dopodiché la palla inizia la sua discesa verso terra. Nel momento in cui tocca terra, punto C, ultimo punto del nostro esperimento, tutta l'energia potenziale si ritrasforma in cinetica. Perché un attimo prima di toccare terra, la palla ha velocità massima. Fabrizio, sei meno. Soddisfatto. Chiaramente soddisfatto. Dai, perché diciamo che direi ti sia applicato. Sai, si applica, studi un poco di più. Però va bene, Fabrizio, bravo. Di cosa ti occupi, scusami Fabrizio, nella vita? Energia. No, scherzo. Fantastico. No, perché? Questa storia dell'energia, della trasformazione dell'energia, io qui potrei stare ore a parlarvi di energia, ma non è questa la sede. Però riflettiamoci. Davvero
noi abbiamo la possibilità di trasformare, cioè noi l'abbiamo, la fisica trasforma un'energia nell'altra. Ve ne dico due molto molto simpatiche. Da energia cinetica, un giorno la fisica si accorge che la variazione di un campo magnetico produce in un filo corrente, senza la batteria, si chiama corrente indotta. Ciò significa che se tu metti in moto un magnete, lo fai girare, energia cinetica, brava, questa la puoi trasformare in elettrica. Questa è stata la rivoluzione che ha portato l'energia elettrica nelle case di tutti noi. Come hanno fatto girare quella famosa turbina finora? Grazie ai combustibili fossili, lo sappiamo. Adesso si sta cambiando, diciamo, direzione e la transizione energetica è qualcosa di molto complicato da spiegare perché non si fa solo con la pala eolica. Però il concetto è quello, è la trasformazione. Lo stesso succede per noi. Quanta energia utilizziamo? Anzi, qual è la forma di energia che noi utilizziamo per scrivere una mail, per incazzarci, per fare una riunione, per muoverci da casa al lavoro? L'energia? Bravo, dove stai? 8:30. L'energia chimica, cioè noi bruciamo, ecco, noi trasformiamo quella forma di energia in energia meccanica in movimento. Noi italiani stiamo sempre a fare così. Stiamo sempre a fare così. Quando vado a Ginevra, mi dice sempre Jeff, 2 giorni fa stavo là, dice voi state sempre a fare così voi italiani. Ed è vero, questa è energia chimica che si sta trasformando. Abbiate cura della vostra energia, utilizzatela bene. Quando non ne vale la pena, lasciate perdere. Perché non bisogna... Questa è la riflessione più grossa che mi viene, perché molto spesso noi trasformiamo quell'energia chimica che abbiamo a disposizione scontatamente per progetti, persone, ambiti che non meritano tutto questo. Dobbiamo avere la lungimiranza di guardare di fronte, anche quando ci parlano bla 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 bla. Sì. Parla. Terzo concetto, terza lezione di fisica, il baricentro. Allora, attenzione, io qui ho bisogno di 3 volontari sul palco. Guarda, questo signore se ne sta scappando. E c'ha ragione. No, c'hai ragione. Però di regola si chiede, professore, posso andare in bagno? Allora, 3 volontari arie sul palco per fare un giochetto che, bravo. Sì, quello là, quello là, che stavo facendo lì, quello così. Si chiama bottle flipped. Lo vuoi venire a fare? Vieni, ciao. Un applauso a questa ragazza. Dai. Lo so che voi non lo aspettavate un convegno in Confindustria fatto in questa. Vai sul palco, vai, divertitevi. Vai sul palco, vai. Salite, mettetevi al centro, io mi metto qui, la guardo con voi questa cosa qua. Allora, attenzione, sedete, mettetevi più o meno uno al centro, altri 2 al lato, in modo da formare una figura simmetrica. Io sono fissato con le simmetrie. Mettiti un po' più ok, bravissimi, a posto, sedetevi a terra. Bravi, esatto. Adesso dovrete fare il gioco della battle flip. In pratica loro devono tirare sta bottiglietta e la bottiglietta deve cadere in piedi. Potete fare naturalmente tutto quello che volete con la bottiglietta. È chiaro? Io c'ho sete. Non so voi. Vai, cominciate. Faremo l'applauso a chi ci riesce. T'ho detto. Anche se non c'hai sete. Tanto poi vi mando in bagno, non fa niente. Allora, attenzione, ricordatevi, ora stiamo per parlare, vai, tu continua sempre, voi non vi preoccupate di me, stiamo per parlare di baricentro. Tra l'altro il baricentro è un concetto di fisica fondamentale, molto importante, se fra voi ci sono per esempio degli ingegneri edili, quasi civili, potranno capire quanto è fondamentale questo concetto. Che per i giovani studenti a scuola che fanno anche sport è di primaria importanza il concetto di baricentro.
No, se avessi chiamato 3 bambini di 8 anni l'avrebbero fatto in 4 secondi. Ragazzi. La papaya! Il tuo nome? The winner is Pietro! Allora, scusa Lucio, portiamo un attimo un microfono sopra, ragazzi, un microfono per loro. Allora, attenzione Pietro, tu hai fatto una cosa che, i vostri nomi, perdonatemi, sono stato scortese, Paola, Valeria, che Paola e Valeria credo non abbiano fatto. Valeria, tira sulla bottiglia, fammi vedere. Ah no, tu in realtà te la sei bevuta, tu niente, però te sei fissata e te sta bottiglia. Allora, Pietro, che hai fatto? Perché l'hai bevuta? Un po'. Perché ho fatto moltissimi battle flip in passato, quindi... Ok, ma tecnicamente parlando, che cosa è successo quando hai bevuto l'acqua? Mi improvviso fisico che non sono, suppongo di aver mosso il baricentro. Giusto, l'hai spostato. Che cos'è il baricentro? È il punto in cui si applica la forza peso del corpo. Normalmente il nostro baricentro è più o meno all'altezza dell'ombelico e noi siamo fatti di ossa, di carne, di acqua che hanno densità differenti. Quindi a seconda della densità e della forma di un oggetto, per esempio immaginate un oggetto simmetrico, più o meno, non è che ne siamo così, noi siamo il gobbo di Notre Dame, quindi più o meno il baricentro è centrale, ok? Nella bottiglietta, Pietro, quando è intera, tutta con l'acqua, il baricentro è in alto. Molto più in alto, no? Centrale, eccetera, eccetera. Bevendo l'acqua tu lo hai abbassato e quindi hai permesso alla bottiglietta di andare in equilibrio in maniera molto molto più semplice. Questo concetto di spostare il baricentro, che cosa vi fa venire in mente? Se io vi dovessi dire, pensiamo a come spostare il baricentro all'interno del concetto di un progetto. Noi stiamo lavorando su un nuovo progetto, io come impresa, perché anche io sono un imprenditore di me stesso, io non sempre guardo verso un unico obiettivo. Ditemi, questa è vi sto coinvolgendo nel dirmi questo, se magari mettetevi vicini, avvicinatevi tra di voi, cioè siete sempre focalizzati su un determinato obiettivo, lo cambiate, lo spostate e perché? Credo che sia una questione di ottimizzare le risorse. Quindi andare a concentrare laddove è più importante mettere il peso, così da massimizzare poi alla fine l'output finale. Ecco. E questo vi capita di farlo? Cioè vi succede? Beh, in realtà è l'unico modo nelle aziende per riuscire a raggiungere un risultato, perché distribuendo tutte le risorse su ogni progetto non si riuscirebbe, ottimizzando su ciò che è la priorità, ciò che conta veramente, si riesce poi a far atterrare il progetto. Questa è bella, questa metafora dell'atterrare. Considerate una cosa importante, che prima si parlava un attimo fa, anzi abbiamo parlato finora di futuro. Il futuro, il digitale, noi lo stiamo appena vedendo come interazione, come coinvolgimento, cioè del digitale non abbiamo ancora visto nulla. Io sono di fronte a giovani imprenditori, non sono di fronte a studenti. Agli studenti avrei detto occhio a ChatGPT, occhio all'intelligenza artificiale, lasciate perdere. Se io mi fossi trovato di fronte a ragazzi di scuole medie e superiore avrei proprio detto questo. In questo caso invece dico esattamente il contrario. Attenzione alle opportunità che si stanno aprendo. Quello spostamento del baricentro è necessario per un'azienda oggi. Cioè è necessario, come diceva un attimo fa Pietro, per capire bene dove spostare il baricentro, dove far atterrare il progetto stesso. Oggi quell'elasticità è necessaria, perché le aziende stesse, il modo di pensare un'azienda a quello che deve fare, non segue più una linea. Se tu segui una linea oggi, perdi tutto quello che c'è intorno, che è incredibilmente variabile. In fisica si parla di sistemi di corpi a più variabili, sono quelli più difficili da studiare, no? Tu mi guardi brutto, dici, grazie, amore, grazie. Le variabili sono la cosa più difficile da governare. Sicuramente è una cosa però da riuscire a tenere dentro quando si porta avanti un progetto è cambiarlo, adattarlo continuamente. Si fa una fatica incredibile. Non so se vi state ritrovando in quello che sto dicendo, se volete magari... Prego Paola. Paola, giusto? Sì, Paola. Vai. Io non sono di questo ambiente, sono una mamma.
semplicemente, e vedo che comunque portare il baricentro tutti i giorni in una famiglia è veramente come bere, come ha fatto lui, bere un goccio d'acqua tutti i giorni per cercare di bilanciare gli orari, per bilanciare i ragazzi che hanno le loro esigenze, le mie esigenze, le esigenze di mio marito e cioè è un lavoro che veramente facciamo noi mamme in generale, anche le donne che lavorano. Questo baricentro lo portiamo tutti i giorni, anche se non sono una fisica, non sono una studiosa, però seguo tantissimo le tue lezioni. Grazie. Sì. Paola, hai detto una cosa che va sottolineata: spostare il baricentro all'interno di una famiglia, molte di voi appunto sono mamme, sono mogli, eccetera, eccetera, la fatica è doppia. La fatica è doppia. E lo spostamento del baricentro all'interno di una famiglia, se mi posso permettere, questa è molto carina anche come cosa, va fatto perché non sempre quando si è all'interno di una famiglia bisogna ascoltare una persona, c'è qualcuno che sta soffrendo di più in un certo periodo. Io ricordo un periodo della mia vita, quando ero un ragazzo, quando ero adolescente, io ho passato un periodo molto, molto difficoltoso, molto difficile. Ne sono uscito grazie al fatto che mio fratello, che era più piccolo di me, è riuscito a ricreare quell'equilibrio di cui tu stavi parlando. Il baricentro, fortunatamente, si è spostato su lui. Ed è stato lui, quindicenne, che è riuscito a dare una mano ai miei genitori, che sono stati presi all'improvviso da quelle che erano i miei dubbi, le mie paure come adolescente. Quindi quello che tu hai detto come mamma è molto forte, molto profondo. Quel grazie che diceva lei prima, e noi mamme di solito a fine giornata non ce lo aspettiamo. Però a volte sarebbe anche più bello da tutto il resto della famiglia ricevere qualche grazie, però noi andiamo avanti lo stesso. Grazie, grazie. Un applauso. Naturalmente 7,5 a tutte e tre, a Pietro mezzo voto in più perché è riuscito a fare la challenge. Andate ragazzi, grazie. Sì, puoi lasciare là Paola, tranquilla. Ok. Ah, fantastico. Altro esperimento, altra corsa. Parliamo di quello che non sto facendo più io da un po' di tempo, che non riesco più ad andare in palestra. Di forze, ecco, torniamo a parlare di forze. In questo caso parliamo di forza elastica. Valentina, acchiappa di qua, facciamo l'esperimento insieme. Ok, tu devi stare fermo, non ti preoccupare. Allora, guardate, questo elastico, no, non ti succede niente. Tu l'importante è che però che tieni, perché bam, ti arriva la molla in mano. Questo elastico ha una certa lunghezza. Se io, tu stai ferma, applico una forza, l'elastico si allunga. Io sto applicando una forza, disegnatela questa forza, verso dove agisce la forza che sto applicando io? Interrogato tu, ma sto scherzando, verso dove agisce questa forza? Verso dove agisce? Attenzione, la sto applicando io, verso dove agisce? Verso me, brava, ti chiami? Nitia, bellissimo, Nitia. Se dovessi firmare al firmacopie un libro sarebbe un first il tuo, perché è la prima volta che firmi. Ma c'è in gioco solo questa forza? Torniamo ancora una volta a quello che stavamo dicendo prima. Terzo principio della dinamica. La fisica dice no, le forze sono in coppia. Che altra forza c'è in gioco in questo momento? Allora, lasciate perdere Valentina, facciamo finta che niente, ignoratela. Valentina rappresenta in questo momento un gancio di un muro. Ora lasciate perdere, pensa... Poverino, peccato. Allora, concentratevi su me. Io sto tirando verso di me, ma l'elastico tira dall'altra parte. Terzo principio, una forza, azione e reazione. C'è sempre. Fatto sta che se io dovessi togliere le mani all'improvviso, anche no, perché sarebbe presente solamente in quel momento la forza elastica. È chiaro? Questa forza è, attenzione, proporzionale all'allungamento della molla, che vuol dire più forza applico, più la molla si allunga. Ma c'è da dire anche un'altra cosa. Le molle e gli oggetti deformabili hanno una loro costante elastica, cioè pensate alla
molla della Biro, clic clic, la Biro, no scusatemi, quelle penne a clic, no? È molto leggera. Pensate all'ammortizzatore di un'auto, è molto più dura, quindi cambia questa costante elastica che è legata al materiale di cui è fatto il corpo deformabile. Che concetti io personalmente tiro fuori da qua? Che intanto quando si lavora all'interno di un'azienda, all'interno di un progetto, c'è sempre una costante elastica diversa. Io come me ne accorgo di queste cose? Mo' vi devo raccontare sto fatto. Vi dicevo prima, sono musicista, no? E ho sempre avuto il sogno, mamma, di mettere su uno spettacolo di fisica, ok? Che è un po' quello al quale state assistendo, ma è una cosa più grande, con luci, colori, schermi, musica, violino, cose, fisica, per parlare di fisica. Questa cosa io l'ho messa su, dovevo dirvelo alla fine della lezione, ma non fa niente, ve lo dico ora. Io non avevo valutato però la costante elastica di questo progetto, che è molto alta, e quindi che mi sta tenendo, capito, stretto. Quando ho scritto ad esempio il mio secondo libro, Ci vuole un fisico bestiale, io all'inizio ho detto parlerò di me in questo libro e poi rifletterò la mia esperienza di vita su 7 fisici cercando di capire questi chi sono stati, come sono stati perfetti, erano bravissimi, erano geniali, non sbagliavano mai. No, ho scoperto 7 persone imperfette. 7 persone che hanno sbagliato continuamente, 7 persone che avevano davanti a loro progetti e idee di costanti elastiche completamente differenti. Vi faccio l'esempio di una. Credo il progetto scientifico con la costante elastica più dura che si potesse mai trovare. Nel 5° capitolo di questo libro io parlo di Enrico Fermi. Che cosa vi fa venire in mente Enrico Fermi? La bomba. La bomba. Dimmi. La bomba. In un peccato. Io so che si sente l'accento milanese, lo so, mi chiedo scusa. È un peccato ricordare Fermi solo per la bomba, o meglio, che faccia venire in mente subito la bomba. Vabbè, avete visto Oppenheimer, l'ho capito. In realtà Fermi ha lavorato a tantissimi progetti, quello è stato quello con la costante elastica più dura, perché si consegnava la conoscenza alla guerra attraverso quel progetto. Teniamo sempre presente che la fisica, la scienza, la conoscenza non è al servizio del male, è l'uomo che poi utilizza la conoscenza per fare del male. I fisici in quel momento progettavano negli Stati Uniti un ordigno che funziona secondo le regole della fissione nucleare. Quell'ordigno funziona, ha funzionato, hanno fatto il famoso test Trinity del quale Fermi era a capo e poi dopodiché è successo quello che è successo. Tutto per dirvi che ci troviamo ognuno di noi nella vita a che fare con situazioni che spesso non sono facili da gestire da un punto di vista proprio del processo. Quando sarete di fronte a queste situazioni, ricordatevi di questa molla. Ricordatevi della costante elastica alta e ricordatevi di quanto dovete tirare per portare a termine quel progetto. Nel frattempo ringrazio i tecnici bravissimi che non stanno facendo fischiare il microfono quando passo, perché potrebbe esserci Larsen. Ah, attenzione, questo è bellissimo. Il principio di inerzia. Allora, interroghiamo che cos'è l'inerzia? Dai ragazzi. Che cos'è l'inerzia? Scusami? Bravo, bravo, stai recuperando? Aspetta. La ripetiamo perché non si è sentito. Era Fabrizio, è vero, Fabrizio, scusami. Allora, l'innata tendenza di un corpo a rimanere fermo o addirittura a conservare il suo stato di moto. Perché uno pensa sempre all'inerzia come l'oggetto che è fermo. In realtà, poi pensate, noi siamo tutti in un pullman. Fate finta che siamo un pullman, no? Fabrizio, attento. Io sono l'autista. Stiamo andando, stiamo fermi, l'autobus è fermo, voi che fate? State fermi, ok.
Io sto andando a 100 km all'ora, siamo in autostrada, si può. 100 km all'ora. 100, velocità costante. Voi che fate? State fermi. Paola deve andare al bagno. Paola, alzati. Non andare al bagno, mettiti più qua, scusa Paola. Allora, Paola decide, invece di andare al bagno, dice, ma sai che c'è? Faccio un salto in alto. Salta. Ok. Questo succede nel pullman che va a 100 km all'ora? Ritorna lì? E invece sì. Sì. Sarebbe troppo bello. Se non succedesse questo, ti immagini il bagno là dietro, Paola salterebbe e sarebbe già davanti alla porta del bagno. Succede proprio questo. Perché? È l'inerzia. Il corpo di Paola sta andando a 100 km orari, esattamente. Infatti, tu come ti chiami? Nitia, è vero Nitia, hai ragione, che ti devo firmare il libro. Nitia sta seduta alla panchina, ok? Vede il pullman passare, il pullman va a 100 all'ora, vede Paola in piedi, Paola la vede andare a 100 all'ora, ok? Ma se io all'improvviso, ti puoi sedere, scusami Paolo, che sennò te ne vai a terra, ma se io dovessi frenare all'improvviso, voi immaginate che io faccio una bella frenata, no? Vedo un cane che passa, devo fare una frenata, dobbiamo simulare la frenata, attenzione, 3, 2, 1, frena, vai! Succede questo, ve ne andate tutti in avanti. Perché ve ne andate in avanti? Fabrizio, ce lo devi dire tu, perché è proprio quello che stavi dicendo tu. Cioè l'inerzia, il corpo tenderebbe a continuare ad andare a 100 all'ora, per inerzia. Siccome l'autobus, voi immaginatevi questa frazione di secondo in cui l'autobus passa da 100 a 80, non lo so, un secondo e mezzo, in quel momento, siccome il corpo vuole continuare ad andare a 100 all'ora, se ne va in avanti. La fisica quella la chiama forza, chi lo dice prende 10. Madonna me, pazzesco! E vabbè, ma tu sei un ingegnere, che sei? Sei un fisico? Fatica, e non è giusto, Forza apparente. Allora io faccio un esperimento sull'inerzia, che naturalmente non riuscirà. Perché in prova c'erano, Lucio, è vero che riusciva all'esperienza, tu hai fatto, madonna che bello. 2 volte l'ho detto, 2 volte. Hai visto? Bravo Lucio, grazie. Allora, io qui ho 2 bicchieri, uno sull'altro, non mi metto là perché ci sono monitor, cose varie, magari sono ostacolati, non si vede niente, mi devo mettere più dietro. Io adesso che ho un tappino, ho un tappo piccolino sopra, tengo il bicchiere di sotto fermo, semplicemente perché sono molto leggeri, e colpisco quello di sopra. Non è riuscito, naturalmente. Ma quello che accade è questo, che se do un colpo secco, ma veramente secco, sì. Sì. No ragazzi, se fate così mi viene l'ansia. Questo lo faccio lunedì in classe. Mi è venuta l'idea per il reel nuovo. Perché succede questo? Pensa Fabrizio al discorso dell'inerzia, cioè il tappino per inerzia tende a rimanere fermo, è chiaro, cioè questa forza è talmente impulsiva, talmente improvvisa, che non è neanche diretta al tappino, il tappino rimane fermo, boom, e se ne cade giù. Attenti che l'inerzia nella vita è pericoloso. Madonna me. Che cos'è l'inerzia nella vita? Una cosa che di solito gli speakers dicono in English, all the time, around the world. They talk about the comfort zone. Che quando io non so come dirla in italiano, però renderebbe me la comfort zone, la comfort zone, la comfort zone. Noi non dobbiamo stare mai nella comfort zone. Tu stai sempre nella comfort zone, stai mai? Sembra fare sempre pensieri. Ecco, attenti, la comfort zone lotta con il tempo libero che dovremmo dedicare a noi stessi. Attenti perché questo è un punto importante. Che c'è? Devo andare sopra. Sì.
Questo è un punto importantissimo. Perché uscire fuori dalla comfort zone vuol dire mettersi in gioco, punto e basta. E per metterti in gioco devi dedicare del tempo extra a quello che stai facendo. Ok? Cioè ti devi dedicare di più, ti devi dare di più. Però è il sale della vita. Allora io questa cosa ve la dico perché essendo davanti a degli imprenditori mi sento ancora più contento, Paola, di condividere questa cosa, anche se tu hai detto io non c'entro con questo mondo, io sono solo, mettiamolo fra virgolette, una mamma. Quando ho iniziato questa avventura, quando ho cominciato a fare le mie live in YouTube, io sentivo che avrei raggiunto più gente, ma non avrei mai immaginato di creare una vera e propria rivoluzione per la conoscenza e questo mi fa molto piacere. Da un altro punto di vista, ovviamente, io ho detto ok, io adesso sto uscendo dalla comfort zone. Un professore che fa lezione alle 4 del pomeriggio in YouTube e dovrebbe stare a casa a fare i fatti suoi, esce dalla comfort zone. Un professore che se ne va a Ginevra a fare film a destra e a manca e fa video per mandarli in Italia, cioè, esce dalla comfort zone. Io sono uscito continuamente da quel momento dalla comfort zone. È arrivato il momento in cui sono passato da essere Vincenzo ad essere imprenditore di me stesso. E ho potuto, non so se qualcuno di voi ha fatto la stessa esperienza, passare da essere una persona che lavora nel mondo del pubblico, che ha delle regole, che ha dei modi di vivere la vita, a quello dell'imprenditoria. Cioè io prima, quando avevo il raffreddore, mi mettevo in malattia. C'avevo solo io ho sempre avuto soltanto un difetto, che mia madre, professoressa come me, si è presa 3 giorni di malattia in 40 anni. Cioè, nel senso, perché voleva sempre andare a scuola? Anche io quindi ero abbastanza uncomfortable, però te metti e ti prendi malattia. Se tengo un raffreddore mo', e che devo fare? Mi soffio il naso. E finisce la storia. Allora, augurandovi di uscire sempre dalla comfort zone, quando vi sentite giù, mettetevi davanti allo specchio, fatevi un pianto, asciugatevi le lacrime e continuate più forti di prima. Però fatevelo quel pianto perché vi serve. E ricordatevi, torno di nuovo al concetto di tempo, perché non ho un esperimento sul tempo, che il tempo passa. Il tempo passa inesorabile. Tutte le persone che amate, che avete nella vostra vita, mandateli un messaggio se siete lontani. Ricordati che ti voglio bene. Sempre. Ultimo argomento che ci tengo tantissimo a fare, esperimento mentale. Attenzione, chiudete gli occhi. Apriteli, chiudeteli, apriteli. Questo era solo per vedere se mi seguivate. Adesso veramente chiudete gli occhi e fate quello che vi dico, perché vi farò immaginare una situazione, chiudeteli. Perfetto, siete a mare. Madonna che bello. Entrate in acqua e iniziate, vi mettete una maschera, perché andrete in immersione, a scendere giù nelle profondità. 1 metro, 2 metri, 3 metri. Che state sentendo intorno a voi? Come niente. Pressione, bravo. Esperimento finito, aprite gli occhi. La pressione, che cos'è? È una grandezza fisica che descrive la forza su una determinata superficie, è proprio il rapporto tra forza e superficie, si misura in Pascal. La pressione però è un concetto importante che noi comprendiamo, ad esempio, quando andiamo a mare, perché sentiamo questa pressione su di noi, la sentiamo continuamente. Perché ci immergiamo e sentiamo, ecco, non so, le orecchie tapparsi, queste cose qua l'avrete tutto, e non riesce a scendere sotto una certa profondità. Attenzione, devi tornare su. Tecnicamente, che cosa è dovuta a questa pressione? Come può essere calcolata? Con una legge che si chiama legge di Stevino.
La pressione è direttamente proporzionale alla colonna di fluido che è sopra di te, alla densità di quel fluido. Ricordatevi, in fisica i fluidi sono liquidi o gas, e l'accelerazione di gravità è la costante di proporzionalità. Sentiamo questa pressione sott'acqua, ma attenzione che la pressione è anche quando siamo qui in questa stanza, dove c'è sopra di noi la colonna d'aria, la cosiddetta pressione atmosferica, brava, che vale tanto, so 100.000 pascal. Cosa vi fa venire in mente? Ecco, se io dico la pressione, io vi ho spiegato la pressione in fisica, no? Ecco, c'è un'altra cosa simpatica che si dice sempre sulla pressione, che la pressione agisce, lo aveva detto Pascal attraverso il principio di Pascal, vero prof fisico, che questa pressione agisce in maniera uguale in tutti i punti, invariata e perpendicolare alle superfici di separazione. Detto in maniera molto semplice, se gonfi un palloncino, questo palloncino si espande e la pressione agisce in tutti i punti nella stessa maniera. Lo vedreste altrimenti deformato. Che vi fa venire in mente invece la pressione pensando alla vita di tutti i giorni? Parole collegate, ditemi 3 parole. Sole, cuore, amore. 3 parole, la pressione, stress, richieste, scadenze, carico. Avete tutti descritto cose che hanno a che fare con il tempo. Torniamo sempre là, c'è sempre poco tempo per fare le cose, scadenze, stress, è tutto molto molto compatto, è tutto molto corto. Ed è effettivamente proprio così. Però non ci accorgiamo che la pressione è anche l'interazione degli altri. Anche quello crea pressione. Cioè quando qualcuno interagisce con te, quella persona sta creando una certa pressione che può essere positiva o negativa, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista proprio, se vuoi, allegorico, metaforico. Cioè la pressione sono gli altri. Sono gli altri. Non sei tu. È il punto di vista degli altri. Sbrigati, muoviti, non c'è tempo, dobbiamo fare così, colà. Ma non si può fare tutto quello che si può fare in un tempo in cui questa cosa è irrealizzabile. Vanno riconvertite le cose, vanno ridiscusse, vanno rimesse sul tavolo, vanno allargate, perché è una gara altrimenti. Io me ne accorgo a scuola. Noi a scuola viviamo di pressione. La scuola è diventata il fai. C'è qualche studente giovane qua che lo può dire? Tu quanti anni hai? 15. Tu fai quindi proprio scuola in pieno. Invalsi, prove parallele, PON, progetti PON, è vero? Taglia e cucito, tutto si fa a scuola. Perché? E si crea pressione, si sta creando pressione. Questo è sbagliato, questo è un punto di vista molto sbagliato e mi sento di dire, traduciamo tutto questo in qui e ora. Ok, perfetto, respiriamo, andiamo avanti, ciò che si farà, si farà. Se non si conclude una cosa in un certo tempo, non si conclude, avremo imparato qualcosa, avremo imparato probabilmente che quello che ha portato a quel processo, a quella conclusione, che non è andata come volevamo, va rivisto. C'è da rivedere qualcosa in quel processo, cosa non ha funzionato, ma non viviamo in questa maniera il lavoro, perché questo diventa... Io ad esempio sono abituato a fare tante cose contemporaneamente, è lo stesso per voi? Ok. Quando io mi dico fai queste cose, le devi fare, se no sei un cretino, perché a volte io me le dico queste cose, sto già partendo male. Me la sto creando io quella persona. Sono io che mi creo da solo quello stress di cui parlavate. Invece io tendo a dirmi, ok, mi hanno dato delle scadenze, però io le cose le devo fare bene. Devo avere dei tempi, le devo fare bene. E devo anche trasmettere agli altri il benessere di fare le cose, il benessere di fare le cose, cioè il farle in maniera serena, certo, allegri, dandosi dei tempi, ci mancherebbe, nessuno si vuole rilassare, però questo scambio di pressione che è di intenzione è quello più giusto che ci si può dare. Io vi ringrazio per avermi voluto qua, è stato super emozionante fare questo incontro. Grazie mille, grazie a te, grazie per questa esperienza.
fammi parlare bene sempre della fisica, visto che sembra che mezza sala sia un fisico, quindi meglio Molto così. preparati, devo dire, però, Li abbiamo istruiti per non far brutta figura, insomma. Insomma, per noi è stata una bellissima esperienza. A me piace ricordare che da quando è partita la scienza, e in particolar modo la fisica, con la sua capacità di previsioni, perché senza la sua capacità di previsione, diciamo, non avrebbe tutto questo successo, e si è imparato a prevedere. Nel momento in cui imparo a prevedere, inizio a pensare che forse posso costruire un futuro migliore, e se penso che domani è migliore di oggi, forse ci posso investire e forse divento imprenditore. Su questa cosa del prevedere, lasciami dire un'ultima cosa. Io sono stato un mesetto fa in un'altra convention importante, parlavamo proprio delle previsioni. Anche lì torno sulla intelligenza artificiale generativa. Forse ne avrete parlato o ne avete mai sentito parlare? Questo è un altro tipo di intelligenza artificiale, quella che fa le previsioni su quello che si deve fare. Certo. E credo che quella sarà una cosa fondamentale all'interno di un'impresa. Se io sono uno che parla male della chat GPT, se volete, okay, per la scuola, perché quando sento il ministero che dice siamo orgogliosi di portare chat GPT nella scuola, io ho risposto anche no, non abbiamo bisogno di chat GPT, abbiamo bisogno di ragazzi che imparino a studiare, quello abbiamo bisogno a scuola, punto, stop, che imparino a fare un problema, che imparino a scrivere un tema e che si sentano anche dire che fai schifo a scrivere quel tema, quello che vi dicevo prima, se lo sentano dire, perché magari poi ci proveranno di nuovo se quella è la loro strada. Per le imprese invece no, cioè lì mi sento di dire che si sta aprendo una partita che non abbiamo idea di quanto sarà importante nel futuro, quindi su questo facciamo molta attenzione. Credo che le sfide, lo abbiamo visto prima e tu ce lo ricordi, sono e saranno molteplici e molto dense. Vincenzo, io ti ringrazio, prof, ti ringrazio. Io ricordo che dopo c'è la possibilità di avere il libro, avere anche il tuo autografo, abbiamo già la prima in lista. Mi pare di aver capito che sarò là. Posso dare un ultimo avviso, quello del teatro, sì. Lo stavo dicendo prima, sono a Verona, io torno a Verona il 5 gennaio al Teatro Nuovo, con questo spettacolo che si chiamerà La fisica che ci piace, la lezione show. Mi dispiace solamente di dire questo, che sono rimasti un 30 biglietti. Meglio, quindi se andate su Ticket One trovate una... Sì, perché è stato venduto tutto. Verona è stata velocissima, come anche Milano. Sono state città che hanno polverizzato i biglietti. E spero di vedere mamme, ragazzi insieme, nonne, nonni, cioè insegnanti. Spero di vedere nuclei familiari per interrogarvi tutti quanti. Grazie! Grazie Giovani Confindustria. Ciao, grazie, è stato un piacere. La lavagnetta, non vorremmo essere artefici della mancanza della lavagnetta, è come la numero 1 di Paperone. Allora, bene, insomma, dopo l'ultimo ripasso ci tenevamo, stiamo andando in conclusione e quindi è mio dovere, orgoglio e gioia chiedere insomma, vi avevo promesso dei presidenti, adesso ho la presidente, di venire su alla presidente Valentina Gagliardo, presidente di Confindustria Giovani Imprenditori Verona. C'era il jingle. Grazie. No, c'è il jingle. C'era, grazie. Ciao Lucio. Allora, intanto grazie personale per avermi coinvolto sia su queste tematiche sia su questa assemblea. Dopo tanti anni di Confindustria fa sempre piacere. Ho visto anche una bella platea, mi hanno detto prima che ci sono 5-6 generazioni presenti, questo credo che non si sia mai visto in un'assemblea, quindi questo è un bel applauso a te, al tuo team e a tutti quanti. Mi ha detto di essere pragmatico, lo sono anche con te, quindi adesso perché questo tema, perché tutta sta roba, perché hai voluto fare questo? Grazie, è un'ottima domanda. E diciamo che per chi non conosce il gruppo giovani di Confindustria Verona, noi abbiamo una missione tra tante, che è quella di creare progetti, occasioni e momenti in cui la scuola e l'impresa si incontrano, parlano, si conoscono, e questo è uno di quelli, perché il problema cos'era? Dov'è che troviamo una cosa che non è banale, che non è sempre quella, che è innovativa, che però non è troppo innovativa, che coinvolga tutti, e qual è? Domani, il futuro. E quindi
abbiamo iniziato a ragionare sul futuro. Io ti lascio la Beh, come ma giusto puoi che anche sia. stare qui con me. Come preferisci. Sì. Vai, dai, giusto così, Ok. giusto così, non ti preoccupare. Beh, diciamo, mi sono presa un po' di appunti quando durante l'incontro di oggi ho raccolto un sacco di stimoli, infatti ringrazio tantissimo i nostri ospiti perché neanche briefandoli saremmo riusciti a essere ancora così incisivi. E di fatto vi ho anticipato uno dei valori, anzi delle missioni dei giovani imprenditori è quello di dire ok, proviamo a parlarci tra istituzioni e questo è stato un caso. Abbiamo un'istituzione scolastica qua presente, abbiamo un'istituzione imprenditoriale e abbiamo anche altre istituzioni. E che cos'è l'unico collante che ci tiene vicini e che ci tiene uniti? Probabilmente il fatto di parlarci, probabilmente il fatto di conoscerci. E come giovani imprenditori, Andrea Borioli l'ha detto prima, il nostro compito qual è? È quello di cancellare quel modo, ai miei tempi si faceva così, e tramutarlo in una domanda, e adesso com'è che si fanno le cose? Quindi continuare ad aprirsi, continuare a farsi domande, continuare a capire chi c'è intorno a noi. E vi faccio un esempio, io sono una millennial e chi è millennial come me probabilmente è entrato nel mondo del lavoro negli anni 2008-2010, degli anni che qualcuno di voi si ricorda. Quelli buoni. Esatto, quelli buoni. Eppure, nonostante quello, siamo ancora qua. E come mai siamo ancora qua? Siamo ancora qua perché credo che abbiamo avuto la capacità di prendere ogni punto critico e utilizzarlo come punto d'appoggio, non so che forza abbiamo utilizzato, purtroppo non sono fisico, quindi una leva. Una cosa, e abbiamo trovato un modo creativo per fare cose nuove, cose diverse, magari che ci facevano paura, sicuramente fuori dalla nostra zona di comfort. Poi vabbè, abbiamo avuto fortuna perché abbiamo parlato del territorio, siamo anche in un luogo abbastanza fortunato, siamo in Veneto, siamo in Italia, siamo a Verona, siamo alle porte dell'Europa, il Veneto, Verona è dal punto di vista logistico straordinaria. Il Veneto, tra le altre, è una delle 3 regioni italiane con il più alto tasso di brevetti depositati e mi dicono anche avere un altissimo tasso di imprenditori. Si parlava una volta di 1 ogni 10 persone, quindi tantissimi. E quindi questo ci ha anche aiutato, certo, a tirarci su, ad andare avanti, eccetera, eccetera. E probabilmente adesso vi immaginate che ci verrebbe in maniera molto semplice da dire, vabbè, i giovani ovviamente sono il futuro, l'abbiamo visto. Per me non è così. I giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente. Oggi abbiamo visto che se non lavoriamo su quello che abbiamo adesso, e non su quello che non c'è, ma su quello che abbiamo adesso, il futuro non possiamo minimamente immaginarlo. Quindi, io invito tutti i giovani che sono presenti in questa sala, di qualsiasi generazione siano, a iniziare a sfidare delle logiche magari obsolete, figlie di qualche tempo passato, se è possibile, e provare ad andare oltre, provare a spingersi a fare qualcosa di diverso, avere coraggio. E appunto, non sono solo i giovani, abbiamo detto che ci sono 5 generazioni oggi più o meno. Facciamo che ci ripresentiamo l'una all'altra, facciamo che di nuovo ci presentiamo e ci raccontiamo cos'è che sappiamo fare, cos'è che possiamo fare l'una per l'altra, magari ci lasciamo un po' di spazio e magari qualcosa di nuovo nasce, magari nuove idee, nuove imprese, nuovi territori, sviluppi, nuovi progetti. Diciamo che parlare di parlarsi è facile, però ci vuole la voglia di farlo. Sto pensando a quando io andavo a scuola, cos'è che mi muoveva? Non sono mai stata bravissima, mi spiace, non sono mai stata bravissima, però c'era una cosa che mi muoveva a fare, oltre alla paura, che vabbè... Okay.
e probabilmente anche voi ce l'avete avuta, magari avevate pensato a una materia in cui non eravate bravissimi, eppure però la studiavate, ma perché? Perché avevate un professore o una professoressa, un insegnante che era appassionato. E penso che la passione sia l'unica cosa che rimane costante nel tempo, nonostante il mondo che cambia. Quindi, e poi c'è una cosa molto interessante della passione, che non si insegna, nel senso che non credo ci siano master o corsi di passione, non lo so, non mi pare. Lo inventeremo assolutamente. Io penso che la passione si trasmetta però, e non occorre pensare, sicuramente se pensiamo a persone appassionate pensiamo a sportivi, persone famose, eppure io credo che specialmente i ragazzi li possono vedere ogni giorno. E sto parlando di voi, cari professori, ovunque voi siate, so che c'è qualcuno collegato da casa e io spero che ascoltino. Cari professori, siete voi quelli che possono ispirare i ragazzi ad avere passione, perché siete voi la loro fonte di primaria ispirazione. E noi come giovani imprenditori abbiamo bisogno di persone appassionate, ma in generale non solo nelle imprese, abbiamo sempre bisogno di persone appassionate a qualsiasi livello, ed è l'unica cosa che può muoverci verso un futuro, dicevamo, senza limiti. Che altro dire? Mi sono scritta un sacco di cose prima e io vorrei di fatto concludere parlando nuovamente di passione, perché infatti desidererei chiedere un grande applauso da parte di tutti voi, mentre mi raggiungono sul palco i membri del consiglio direttivo del gruppo giovani, Luca Mingardo, Nidia Burato, Chiara Brentegani, Andrea Borioli e Francesco Giacchi, che in questo momento rappresentano il nostro tessuto imprenditoriale, i nostri giovani imprenditori di Verona, under 40, e rappresentano la passione che un gruppo di giovani può mettere per far succedere le cose. Detto questo, vi ringrazio davvero di cuore per aver partecipato oggi, ringrazio voi, ringrazio tutte le persone presenti, il Presidente, la struttura di Confindustria e vi auguro di cuore di continuare a disegnarlo il vostro futuro. Buona serata. Grazie. Si sente? Volevo fare i complimenti alla nostra Presidente Valentina Gagliardo, grazie mille.